ho due persone veramente che sono nell'occhio del ciclone, perché sono in prima linea, ecco, con queste elezioni e tutto va bene, abbiamo visto, andiamo tutti a Cortina, 1.000 euro al giorno a vedere questo Bob finalmente che è stato terminato, questa pista. E poi la Mirella ieri fa il banco solidale e le famiglie con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese. Per fortuna che ci sono le associazioni di volontariato che aiutano anche gli amministratori, i sindaci in particolare, perché sempre presenti, sempre puntuali nel pezzo e risolvono i problemi dei politici e degli amministratori che, se non fosse per il mondo dell'associazionismo e del volontariato, io veramente non so come sarebbero presi, perché questa è la verità e la Mirella ha il coraggio di dirlo. Allora ne parleremo questa mattina con 2 ospiti graditi. Abbiamo in presenza il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, Forza Italia, che non sbagliamo qua, spieghiamo bene, e poi abbiamo anche un altro ospite gradito che è, guardatelo, Luca Spavanetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. No, ferma Mirella, scusami, capogruppo in Consiglio regionale. Capogruppo. Il coordinatore è il senatore Luca De Carlo. Mamma mia, per carità che non sbagliamo, per l'amor di Dio, coordinatore, ma se no mi fa una confusione in casa, poi io cosa non mi ricordo. Comunque sono questi. Perché? Perché la politica si sta dimenticando, anche a livello, diciamo, territoriale, dei problemi dei cittadini. Noi abbiamo queste persone che sono fragili, che riguarda la cultura, che riguarda la scuola, che riguarda la sanità, dove anche voi sentite poi le telefonate, sentite gli ospiti che ha la Mirella al mattino, e tutti quanti. Io ho avuto un sindaco che ha detto: io quasi quasi lascio, io non ce la faccio più ad andare avanti così, perché è sempre più difficile, sempre più complicato. Io ho la mia dignità e così la vedo molto molto dura di andare avanti. Allora inizierei proprio dal sindaco Emanuele Crosato, che l'abbiamo visto molte volte in prima linea, lui a fare tantissime anche cose che non spetterebbero al sindaco, ma quelle sono le forze che hanno questi sindaci. Poi arriva qualcuno e dice: i sindaci che fai manco lamentarsi, che si pieni dei soldi. Allora Crosato ci spiega un po' com'è la situazione dal suo punto di vista come amministratore, che abbiamo visto anche in questi giorni, in queste settimane, ecco, per il quale veramente, come ho detto io, non so se lei condivide, se non ci fosse questo mondo del volontariato sarebbe dura anche per voi? Sì, Mirella, hai perfettamente ragione, nel senso che ieri mi è stato chiesto da un cittadino, mi è stato chiesto cosa ne pensavo della guerra in Ucraina, degli effetti, dei dazi e quant'altro, tanto per fare 2 chiacchiere, e gli ho detto: guarda, la più grande paura che ho è i miei operai a 1.300 euro al mese. Wow. Cioè, gli operai, Cessalto ha una realtà industriale anche importante e quant'altro, però gli stipendi, come sappiamo, sono sempre quelli, come dicevi tu, e quindi sapere che una famiglia deve tirare avanti, perché tante famiglie, noi pensiamo che tutti riescano ad avere sia il marito o la moglie che riescano ad andare a lavorare, però no, molte volte purtroppo non è così, e quindi ci troviamo con famiglie monoreddito che devono far fronte all'affitto perché non riescono a comprare casa, a praticamente tutte le varie spese per i figli, far la spesa e quant'altro, come dici tu, poi non arrivi neanche alla seconda settimana del mese tra una roba e l'altra, e quindi da qui poi l'importanza di avere delle associazioni che li supportano, che ridistribuiscono gli alimenti e quant'altro, e quindi è un'azione importantissima. Anche qua siete riusciti a rispondere a dei problemi che ha creato la politica, perché una politica economica molto spesso sbagliata che ha creato dei nuovi poveri, purtroppo è quello che sta succedendo, è quello che vediamo nei nostri paesi. Da qui però, e riprendo le tue ultime parole a dire che i comuni sono ricchi, la vedo un po' difficile, anzi purtroppo basta girare dappertutto e vedi buche ovunque sulle strade. Io sarei già felice a riuscire ad asfaltare tutto il paese, e invece non è così. Le risorse che hai cerchi di utilizzarle al massimo. Ieri una signora mi ha chiesto perché non entro da un privato a pulire praticamente sto immobile, un privato che è andato all'asta e purtroppo è in situazioni deficitarie. Io ho detto: guarda, perché mi costerà circa 100.000 euro, mi sono già fatto fare il preventivo, io qui 100.000 euro lì devo togliere dal sociale, per me la roba può stare anche là.
preferisco avere la certezza di riuscire ad aiutare le famiglie. Allora, prima di parlare col capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Spavanetto, vorrei sentire un altro sindaco, il sindaco di Cologna Veneta, il dottor Manuel Scalzotto. Buongiorno sindaco. Buongiorno Mirella, buongiorno a lei e tutti i telespettatori, è sempre un piacere vederla. Grazie, grazie. Sì. Allora a Cologna come si sta? Mangiamo il torrone tutto l'anno? Il mandorlato di Cologna Veneta, non confondiamo con la serie B del torrone. Sentite il come mandorlato precisano, mi piace. lo Sentite mangiamo, come è buono e precisano. vi aspettiamo qua. Allora com'è la situazione da lei sindaco? Allora, come ha ben dato come incipit il collega Crosato, anche qui abbiamo tante strade con le buche e il sindaco è anche abbastanza arrabbiato, Mirella, perché la cosa è molto semplice, non abbiamo le risorse minime per fare quello che è il compito di base. Il sindaco deve asfaltare le strade. E allora, senta Mirella, io ho 100 km di strada e Cologna Veneta è un paese ampio, 42 km quadrati, ho 100 km di strade. Un'asfaltatura costa 50.000 euro al chilometro, 50.000 per 100 fa 5 milioni. Un'asfaltatura dura circa 10 anni, quindi 5 milioni diviso 10 anni, non serve Andersen Consulting o qualsiasi consulente particolare, uno dice quest'anno asfalto la frazione del Sule, l'anno prossimo asfalto la frazione di Spessa, l'anno prossimo, insomma 10 km all'anno e dovrebbe le cose venire da sole. Io sono sindaco dal 2016 e sinceramente 500.000 euro all'anno a disposizione per le asfaltature non le ho mai Che viste partito, e sindaco, avute. per chi non la Quindi conosce? stiamo lavorando senza le risorse minime. Di che partito è il dottor Scalzotto per chi non la conosce? Io sono della Lega, io Avete visto sono che ne ho una tutti e tre persona di stamattina. cultura veneta e sono un militante della Lega. Perfetto, sindaco. Allora, adesso andiamo dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, come commenta queste parole di questi due sindaci in prima linea che dicono veramente siamo con le spalle al muro, abbiamo tante cose da fare ma i soldi sono pochi, anche se voi sapete che qualcuno qui davanti alle telecamere ha detto basta con questi sindaci che si lamentano perché i soldi sono arrivati, perciò capite che confusione c'è, vediamo di fare un po' di chiarezza. Allora, Luca Spavanetto. Allora Mirella, intanto faccio una premessa perché non tutti i telespettatori sanno, ma io siedo tra i banchi del Consiglio Comunale di Jesolo dal 2007 e quindi per prima cosa sono un amministratore locale come i due sindaci. Il massimo ruolo insomma è quello del Presidente del Consiglio Comunale, quindi tutte le delibere di giunta che poi devono passare in Consiglio o le cose che facciamo in Consiglio io le vedo, le approvo proprio commentandole e discutendole insieme ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Detto questo, la situazione non è buona, certamente. Allora, non so il pazzo che ti ha detto che ci sono soldi o i sindaci ne hanno anche fin troppi. Ve lo invito se volete, nome e cognome, problemi zero. Perché se da una parte alcune risorse ci possono essere, dall'altra, come siamo abituati in Italia, la burocrazia la fa da padrona. A volte alcuni sindaci possono avere anche le risorse per fare iniziative, naturalmente si parla spesso di lavori pubblici più che di sociale, che è uno stato emergenziale, ma dall'altra non ci sono le risorse umane per portare avanti i lavori. Cioè ci sono sindaci che magari non dei comuni come in questo caso di Cessalto o Cologno, ma ci sono dei comuni dove il sindaco deve andare a fare le sabato mattina le carte d'identità perché magari non ha nemmeno la persona addetta a poterle fare, e questo lo dico perché è un'esperienza di un'amica che fa la parlamentare, che è sindaco di un piccolo paesino ma proprio piccolissimo, e mi dice io il sabato quando torno da Roma vado a fare le carte d'identità perché non ho il personale per poterle fare. Quindi c'è un problema che è generato dalla politica, sono d'accordissimo su questo, che negli anni è stato tolta una parte di come si dice, possibilità di un ricambio generazionale. Oggi abbiamo municipi dove abbiamo persone che sono andate in pensione e persone che entrano in un ambiente anche difficile, tra l'altro. No, sottofondo. No, scusate, dove ci sono anche situazioni dove anche l'ambiente pubblico
rischia di non avere candidati, perché c'è chi sì fa i concorsi, ma i concorsi non sono più come una volta, insomma non troviamo più le migliaia di persone che vi partecipano, ma poi la maggior parte delle persone una volta che viene assunta va da un'altra parte, perché anche questo succede, perché naturalmente gli stipendi sono molto bassi. E su questo mi rifaccio a quello che dicevi prima, ovvero il fatto che sicuramente una delle revisioni che deve fare questo governo, e credo per come è il messaggio da parte di tutti i ministri, indipendentemente dal colore politico, ma anche le sollecitazioni dell'opposizione, chiaramente, è quello che bisogna mettere mano agli stipendi, perché effettivamente oggi come oggi una famiglia con 2 persone che lavorano fa fatica ad arrivare a fine mese. Perché? Perché se trovi una casa in affitto, ed è una grande fortuna di questi tempi, gli affitti sono 600-700 euro per spazi molto piccoli, perché negli ultimi anni si è costruito solo ed esclusivamente ambienti che non sono adatti alle famiglie, nel senso che sono troppo stretti e troppo piccoli, quindi uno dice vai, pago 700 euro ma manco ho 3 camere, se ho 2 figli, 3 figli, invece così spesso e volentieri non si trovano nemmeno queste situazioni. E poi naturalmente qual è il problema? Che le prime persone che hanno difficoltà dove vanno? Non vanno dal parlamentare, non arrivano in consiglio regionale, ma vanno dalla prima persona, e su questo bisogna dare atto alla bravura e alla capacità di una grande parte dei sindaci, perché ci sono quelli buoni, ma anche quelli che magari non stanno amministrando bene, ci mancherebbe altro, come in tutte le cose, però sono le prime persone, i frontman di queste proteste. E su questo però io dico, un ruolo fondamentale può averlo l'ANCI in questo caso, facendo magari sintesi di tutte quelle che sono le richieste, che spesso sono anche state fatte, ma che devono farsi forza indipendentemente dal colore politico. Io questo lo dico perché non è che siccome adesso c'è un governo di centrodestra, allora i sindaci di centrodestra non si lamentano. Anzi, i primi sindaci che si lamentano a volte per le scelte sono quelli di centrodestra, giustamente per questo caso. Ho quei miei al governo che oggi governano, al posto di darmi una mano magari mi tagliano il fondo per X motivi. Dopodiché è vero anche che ci sono stati dei tagli, o ci sono stati comunque dei tagli o comunque delle richieste di maggiore entrate da parte dello Stato da parte dei comuni, dall'altra parte però alcune risorse sono state utilizzate soprattutto per il sociale, perché negli ultimi anni qualche intervento in più è stato fatto proprio per questo stato emergenziale. Ultima cosa, e poi mi taccio, perché so che a te piace parlare di associazionismo, di persone che fanno volontariato, ma soprattutto di rieducazione, giusto? E qua ne abbiamo parlato spesso. Io tante volte quando ragiono, soprattutto per la zona e per la terra dalla quale vengo, ovvero la città di Jesolo o la costa veneta, per così definirla, senza andare a limitarla al Piave e al Sile, vedo che oggi manca quella voglia o quella possibilità, sia per quanto riguarda la legge, ma anche un po' per mentalità, di far lavorare i ragazzi appena ne hanno l'opportunità. Come ti dicevo, io a 15 anni, quando ho raggiunto l'età di 15 anni e potevo, mio padre mi ha detto prendi un biglietto e vai a fare un viaggio all'estero o vai a farti le vacanze, mi ha dato il libretto di lavoro, mi ha detto vai a farti la stagione. E siccome i miei avevano anche un'attività, non me l'hanno detto fatela in casa, te la fai fuori in modo da imparare un mestiere. E questo penso sia fondamentale. Oggi le leggi hanno cambiato tutto, perché non si possono far lavorare prima di 18 anni. Quando fai gli stagisti, cose qua, non puoi fargli fare determinati orari, determinati lavori. Beh, io non ho visto una generazione che si è buttata via perché ha lavorato a 15 anni, 16 anni dentro le cucine, dietro un bar a fare il cameriere, e penso che sia fondamentale. Oggi spesso il comparto del turismo, che dà molto lavoro almeno per 5-6 mesi l'anno, non trova personale. Allora è vero che gli stipendi sono bassi e io posso essere d'accordo, però i sindaci su questo stanno lavorando, cercando spazi per avere le persone che possono venire a lavorare e farle alloggiare, perché spesso anche questo è un problema. Ma dall'altra parte è anche vero che spesso e volentieri si è abituati, per una politica sbagliata, e lo ricordiamo, a rimanere a casa piuttosto che andare a lavorare. E ricordo il reddito di cittadinanza, che non è un male per le persone che ne hanno veramente bisogno, che non possono lavorare. Per altre forse non era necessario. Allora, Luca Spavanetto, io ho un banco solidale dal 2010, perciò in tempi anche non sospetti, certo, perché la crisi è iniziata dal 2008. Lei le sembra una cosa normale che siamo arrivati nel 2025 e io sento le stesse cose che sentivo nel 2010 quando ho aperto questo banco solidale. Non è cambiato niente. Le parole dei politici sono sempre queste, è colpa di qualcun altro, dobbiamo fare, dobbiamo agire, dobbiamo intervenire. Il problema è che parole ne abbiamo sentite a valanghe e di azioni non le abbiamo viste. Punto. I ragazzi, io quando vado in giro, specialmente d'estate, ma anche d'inverno, nei locali, negli alberghi, nei ristoranti, nei bar, io vedo tutti i ragazzi giovani che lavorano. E quando chiedo ma sei fisso?
No, Mirella, studio e serve per mantenermi gli studi. Perciò sfattiamo questi ragazzi che non hanno voglia di far niente. Sono ragazzi istruiti, sono ragazzi lungimiranti che però non vogliono essere sfruttati. Questa è la verità. E allora cosa succede? Cercano sempre di migliorare la loro qualità di vita, molti se ne vanno anche all'estero e lo sapete, anche se un parlamentare, un assessore regionale, lo dico anche al sindaco di Cologna Veneta, ha detto qui pubblicamente che non è vero che i ragazzi vanno all'estero, i numeri non sono questi, punto. La seconda cosa che volevo chiederle, mi scusi, ma noi abbiamo la maggioranza degli italiani, quelli seri, pagano le tasse, i costi sono sempre aumentati, abbiamo pagato sempre di più, vedete un affitto, a che punto siamo arrivati, però non si sa dove vanno a finire i soldi. Allora, lei dice Roma, ma a me piacerebbe anche sapere a livello regionale come vengono distribuite le risorse. Io ho letto, lei sorride. No, certo. Lei sorride. Io ho letto i bilanci regionali e i soldi che sono stati elargiti. Con quale criterio, Pavanetto, si decide di dare tot soldi a agli altri neanche un centesimo? Chi è che decide? E le tasse come vengono distribuite? Ma in questo momento dove abbiamo una povertà che veramente anche nel nostro territorio non avremmo mai immaginato, poi non sono più 6 milioni ma sono 8 milioni di poveri, cominciamo a dare i numeri giusti, dove il mondo del volontariato anche qui nel territorio era ai primi posti, adesso siamo 18esimi, proprio sfortunatamente a quella politica che invece di supportare ha messo con le spalle al muro il mondo del volontariato e molti non ce l'hanno fatta a resistere perché costa, cioè dobbiamo pagare. E soprattutto la trasparenza dei soldi pubblici, Pavanetto, ma vai a leggere il bilancio? No, perché io ho 90 anni e magari non riesco a gestirmi i telefonini e tu mi devi spiegare, siccome vuoi il mio voto, tu mi devi spiegare con quale criterio i soldi pubblici sono distribuiti, perché io ne ho le scatole piene, Pavanetto, lo dico a lei naturalmente, di sentire che non ci sono soldi. Non è vero, i soldi ci sono, solo che anche i fondi del PNR erano stati destinati al terzo settore, il terzo settore vuol dire 380 gradi, e sono stati dirotati su opere che a noi non ce ne frega niente, perché non funzionano, comprese le case di comunità, questi vuote, non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo niente, però si è puntato sul cemento, perché è il progetto che arriva più velocemente, dove io faccio vedere che faccio, intanto mi pippo i soldi e lascio tutto il resto da un'altra parte. Allora, la trasparenza sui soldi pubblici, dov'è? Come viene? Tutte queste commissioni, ma noi non sappiamo mai niente. Io quando chiamo, dice tutti in commissione, dico scusa, mi puoi dire cosa avete deciso? Te lo dirò, mai ricevo una telefonata. Cioè Pavanetto, noi siamo, ma no, io parlo come Mirella, ma parlo come cittadini, siamo stanchi, perché i soldi ci sono, la politica deve capire quali sono le priorità del territorio, in questo momento le priorità sono i servizi alla persona, queste sono le priorità, altro che la quinta corsia, anche se magari Crosato dice, beh dai Mirella, se me fa la terza, non ne possiamo più di cemento, di ponti, di strade, di piazze, noi vogliamo servizi alla persona, abbiamo i diversamente giovani che soli, abbandonati, Pavanetto, ma non lei, ripeto, ci mancherebbe, ma la politica in generale si è dimenticata del cittadino, si è dimenticata veramente i bisogni che ci sono. Sentiamo la prima telefonata. Pronto? Ciao Mirella. Rinaldo. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Voglio dire che il signore che è nato a Jesolo, mia Jesolo, venivo 70 anni fa con mio papà, venivo dentro per il canale di San Felice e arrivavo al faro e venivamo a caricare pommi, peli, tutta roba di frutta e verdura perché aveva un banco rialto. Adesso Jesolo è una città, però è sbagliatissima, perché anche adesso si deve costruire, si ha costruito di tutto e non vede più la spiaggia. Dove si mette tutta quella gente? Si fa la lotta per dare gli ombrelloni. Vuoi anche a mia figlia che ha un condominio a Jesolo da 50 anni
Anche adesso non c'è più buoni dagli ombrelloni a nessuno, perché ha costruito, ma io, quando vede una maritata e le marme di tendo abbastanza, e porta via tutto, tra 10 anni, le schiaie di Gesù, 10 mesi, i bolsi a paschei e non investire. Bisogna fare diga fuori di Gesù, spende 1 miliardo di euro per mettere a posto tutto, perché sennò però che robe hanno e fanno nessuno, solo che gli imprenditori, perché gli dà il suo vantaggio, perché Gesù stava in 3 poveri, i ricchi, una volta gli diceva dei ortaggi, adesso gli vive del turismo, adesso dei miliardi tutti, li riconosco 3/4, perché veniva tutti a rialto a portare la roba per vendere. E dopo, per gli altri, povera gente, diremo, questo che gli interessa ai politici degli altri. Io contano le fiabe a noi altri, mica ho 81 anni, sono nato con la guerra, va bene? E la vita che devo imparare sui libri, la devo imparare lavorando. Basta, mi sono dato su un libro aperto, grazie Rinaldo, molto chiare le tue riflessioni. Allora partiamo dal sindaco Emanuele Crosato. Allora, sindaco. Beh, intanto il signore ha la stessa età di mio papà, quindi auguro a Rinaldo buona vita, insomma lo sento bello, vivo e carico, quindi sono felice, insomma lui ha fatto delle osservazioni giustamente della sua Jesolo, ovviamente io non parlo di Jesolo, però ognuno ha i propri ricordi e quindi è bello anche così, insomma poi le cose cambiano, si evolvono, spesso in meglio, quindi lasciamo. Mentre l'altra osservazione che facevi sull'aspetto, diciamo, economico, in questi anni però abbiamo visto un po' di cambiamenti. Io parlo di alcuni fondi sul sociale che sono arrivati rispetto al passato, che ci hanno aiutato. Io ad esempio ho potuto comprare un mezzo nel mio comune, nel mio piccolo comune, per portare gli anziani a fare le visite e quant'altro. Per me è fondamentale perché avevo un mezzo solo, adesso ne ho 2, ho 2 bei furgoncini nuovi e quindi mi permette di andare. Però chi è che li guida? Come dicevi tu, gli anziani, quindi sono praticamente le associazioni che auto si aiutano e spesso è più anziano quello che guida di quel che viene portato a Drio, quindi proprio momenti esilaranti. Però dall'altra parte ti ingegni, cerchi di aiutarli, ad esempio i miei anziani è bello perché con un po' di soldi che riusciamo a tirare su anche dal bilancio e quant'altro, portano gli altri anziani diciamo alle terme e quindi un momento anche per loro per condividere e per stare un po' insieme, trovano momenti di stare insieme. Io vorrei stare di più con loro, ogni volta mi dicono non vi vediamo mai, non te vedremo mai, non ti sta mai qualcuno altro, però ho anche da amministrare, ho anche un lavoro, quindi certo, un po' alla volta. E tante volte mi fanno dei piccoli servizi e sono estremamente gentili a modo, quindi è bello, vanno a pulire il paese, raccolgono rifiuti, fanno tante cose e quelli al servizio alla persona sono, a mio avviso, i soldi spesi meglio. Come dicevi tu, purtroppo tante volte rincorriamo i bandi, lo dico sempre, abbiamo già 3 piazze nel mio paese, basta, cioè cosa facciamo? Quindi sì, spendere un po' di soldi e riuscire ad avere un po' di soldi per questo. Ad esempio ho apprezzato tantissimo un fondo ministeriale, mi pare che si chiamasse Fondo in Comune addirittura, dove praticamente ci hanno permesso con una trentina di migliaia di euro di fare dei corsi. Abbiamo fatto i corsi di teatro per i ragazzi, abbiamo fatto i corsi di lingua, i corsi anche di aiuto psicologico ai bambini attraverso del personale formato, e questo ci ha aiutato a tenerli un periodo assieme, di fargli fare delle cose assieme, di divertirli e portarli fuori dalla loro quotidianità. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie mille, ciao. Allora, mi permetto che mi non so di nessun partito, la mia linea politica ha due riferimenti. Mi sono una persona dipendente, no? Quindi per me è importantissimo la dimensione sociale di tutte le scelte che abbiamo, tutte quante, e anche, come dire, mi sento veneto proprio al 100%, quindi per me è importante anche una dimensione locale, il federalismo. Allora sì, è vero che c'è tanta povertà in Italia, tante difficoltà, e per esempio gli stipendi bassi, se sentiva dire, è dal 2008 che non cresce. I tagli alla pubblica amministrazione, anche lì per esempio per sanità, i primi tagli e chiusure degli ospedali che sta col governo Monti, cioè è da anni che è una situazione che continua ogni anno un po' a peggiorare e non si vede segnali che migliora. Ecco, mi voglio mettere su un punto l'accento. Attenzione che tutte le scelte non fatte qua in Italia
a mancanza di una politica industriale, via parlando, e tutte le scelte sbagliate fatte qua in Italia, e le sono fatte tutte a Roma, non qua in Veneto. Cioè, ricordiamoci sempre che se l'Italia va male è perché Roma, il Parlamento, i ministeri e i ministri che gestisce male la politica, non qua in zona locale, perché e dopo chiudo, mi dà anche un po' di fastidio. Uno non vuole votare, non so per Zaia, cioè per carità, uno non vuole votare Zaia, non lo vota, ma a me mi dà anche un po' di fastidio che dopo anni e anni e anni che a Roma ha fatto tutte scelte sbagliate, vaya fuori a dire che l'unica roba che dà fastidio è che qualcuno si va, tra virgolette, a sputtanare 1.000 euro a cortina per il Bob. E no, cioè, qua in Italia di sputtanamenti di skate che ne sta a migliaia e che ne sarà a migliaia. Cioè, non è che adesso si deve dare tutta la colpa a una persona o a una realtà. Cioè, la politica tutta in Italia funziona male, non solo una persona o un partito, perché questo modo di fare qua porta le altre cose, si va anche ad alimentare quello che era come dire, è lasciare la politica. Cioè, io non so uno che mette Zaia o a Lega sul piedistallo, so anche mica che sei di errori, ma non si può, come dire, venire fuori del colpo che dopo anni e anni e anni che è stato tutto condiviso, adesso che affigura e che è partito che è colpevole di tutto, no? Cioè, l'Italia va male perché va male l'Italia, e sono convintissimo che più potere di scelta e soldi si dà alle regioni e meglio si va, perché se a Venezia che invece, ripeto, non è più chiudo, non ho nessun partito, che invece qui dei Fratelli d'Italia, benissimo, se i voti che va loro e che se chiedesse dei soldi, mi sono convinto che chiederia i soldi per esempio ai sindaci a Venezia. A Roma chiederia sputtanarsi magari al sud, in Calabria, in Sicilia e via parlando, cioè mi dire scatole a vedere che qua in Italia che sei delle aree che si smagna i skei a miliardi, no, però la colpa è nostra, basta mai fessi, no, Mirella così a me non mi va. Ciao, grazie. Grazie, abbiamo sentito Vladimiro e Daria che ogni volta lo si sposta sempre tutto a Roma, mentre dovremmo discutere anche della regione. Sto parlando della regione, non di una persona, io, sto parlando di una regione, di capire come vengono gestiti i soldi pubblici. Perciò cerchiamo di capire quando uno parla e non girare l'ostacolo. Per fortuna che non tesside nessun partito. Allora sentiamo il sindaco di Colonia Veneta. Sì, io Mirella la penso esattamente come il signor Vladimiro di Rovigo, ritengo che abbia ragione, il problema è sicuramente nell'organizzazione dello Stato italiano che è centralista e che non ci permette di gestire le nostre risorse secondo quelle che sono le esigenze dei nostri comuni e per il soddisfacimento, come diceva bene anche lei, dei problemi del sociale. Se pensate al personale, il mio comune, un comune di 9.000 abitanti, ha 34 dipendenti. Nei comuni del Mezzogiorno d'Italia, omologhi a Colonia Veneta, quindi di 9.000 abitanti, il personale è più del doppio. Allora, io sono un consulente aziendale, lo faccio di mestiere, in un'analisi diciamo di quella che è la necessità di personale per fare bene i lavori, perché è vero, come dite voi tutti oggi, come riconosco anch'io, senza l'apporto del volontariato sarebbe difficilissimo avere il Veneto come lo vediamo oggi. Solo grazie a quelle che sono le risorse che abbiamo, non solo finanziarie ma anche di disponibilità umana. Allora, se penso a un comune come il mio, la necessità, se fosse al posto di comune di Colonia Veneta, se fosse Colonia Veneta SRL o SPA, il personale necessario per erogare i servizi per i quali siamo chiamati a farlo, ci servirebbero almeno 44 dipendenti. Fermo un secondo, sindaco, perché abbiamo Italo da Mina, se no mi cade la linea, poi riprendiamo. Prego. Vai Italo. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. Vorrei partire da lontano, se mi lascia perlomeno 3 minuti a dire quello che
Che devo dire? Sono un po' emozionato, però assolutamente devo dirlo. Innanzitutto ringrazio l'assessore di Jesolo, che quando veniamo lì a pesca siamo accolti come degli angeli. Ringrazio lei, l'assessore allo sport di Jesolo, che è un comune che è meraviglioso, nonostante io sono di Mira. Allora, il problema mio è semplicissimo. Io da 4 anni e 3 mesi ho mia moglie una RSA, e cioè Zellarino, che è un male che è incurabile, i corpi di Lubin, che sarebbero i parenti dell'Alzheimer e così via. E pertanto io ho 4 anni che la mia pensione non la vedo, 4 anni e 3 mesi. Adesso mi è arrivata, fortunatamente, nella graduatoria, che i famosi 400 euro che avevano stanziati la regione sono andati in graduatoria e me li hanno dati ai primi del mese, mi hanno dato i 2 mesi di arretrati. Mi chiamano in comune di Mira e mi dicono: guarda che noi dobbiamo rifare il ricalcolo perché tu hai percepito 400 euro. E io dico: va bene, fate il ricalcolo. Allora me ne davano 500 per sopperire a pagare la retta, me ne davano 500, adesso me ne danno 400, ne ho 100 euro in meno. Da notare bene, signora Mirella, che io ho vissuto per 2 anni e mezzo con 78 euro al mese. E qui voglio sottolineare, nonostante tutto, che lei fa un lavoro, chiamiamolo così lavoro, io faccio lo stesso, però lo faccio in silenzio, il lavoro che fa lei, volontariato, porto a casa le spese alle persone che hanno bisogno, con la benzina mia, le do il pane a certe vecchiette, e qui vengono a prendermi 100 euro, ma è una vergogna che tutti devono saperlo, è una vergogna. C'è una risposta a questa mia così? Sì, te la do io la risposta. Intanto dovete smettere di fare silenzio, dovete parlare se fate i volontari, perché se siamo presi così è perché siamo stati troppo zitti e troppo buoni, perciò bisogna iniziare a parlare e dire quello che si fa, chi fa cosa, perché hanno fatto un caglierone e dentro ci siamo tutti e non sappiamo neppure, non ci conosciamo neppure, non sappiamo neppure chi fa cosa, perché tutti facciamo tutto, prima cosa. Seconda cosa, mi hai anticipato perché il mio problema era proprio quello che hai detto tu. Le RSA da chi sono gestite? Da Roma? Non mi sembra. Dove arrivano i soldi per le RSA e la gestione delle RSA? Vladimiro, ascolta, dalla regione. Io qui ho avuto i direttori delle RSA che, poveretti, non ce la fanno veramente più. Non sono ascoltati, non riescono ad avere quello che loro chiedono e hanno le idee chiare su quello che servirebbe. Con dei costi altissimi. Vi rendete conto cosa vuol dire assistere una persona all'interno delle RSA? Personale, ma soprattutto anche molto specializzato, non puoi mica mettere, abbiamo già visto cosa può succedere. E sono con le spalle al muro perché non vengono gestiti, anzi parlano di contratti che dovrebbero essere stati rivisti da tanti anni. E allora smettiamola di dire sempre è colpa di Roma. Io non dico che è colpa della regione, io voglio chiarezza su come sono gestiti i fondi pubblici, perché quando sento che questa donna come te ha 2 bambini, col marito che si è malato di Alzheimer a 40 anni, con 2 bambini piccoli da crescere, sola, deve andare a lavorare e non riesce veramente ad avere ossigeno, e sentire che vengono dati 250.000 euro a una dama per far bello, oppure i viaggi di Natale e i mercati di Natale dove abbiamo persone poverette, avete sentito questa telefonata? Che non ce la fanno e vediamo i soldi buttati dalla finestra, ma sono cose necessarie. Per carità, io capisco che a Natale bisogna far festa, ma ci sono anche altre cose. Sindaci, prima che vengono, che è la persona umana, la persona che ha bisogno. Io capisco che è bello anche far festa, ma prima i soldi pubblici devi metterli dove servono. E abbiamo un paese con una denatalità e diversamente giovani che aumenta, con 1000 patologie. Ma stiamo scherzando? Ma perché? Perché devo prendere quei soldi? Lo sport adesso, soldi dappertutto. E gli altri?
Cosa facciamo gli altri? Li cancelliamo? Questa, eccola qua la lettera che la Mirella ce l'ha sempre, di questa orchestra che ha dovuto chiudere dopo 20 anni perché non è stata supportata da nessuno, ha bussato a tutte le porte, perché non era nel cerchio magico, funziona così, i soldi anche dei sindaci arrivano dove c'è il cerchio magico, vincono bandi, arrivano soldi nei comuni, arrivano tutto. Se volete che vi dia anche i numeri, vi do anche i numeri. Io sono stanca perché anche ieri, guardate, ho avuto delle situazioni drammatiche, gente che dorme in strada, che lavora, che dorme in strada, non riesce a pagare un affitto, non avere niente, 900 euro gli hanno chiesto di 50 metri quadri, non c'è niente in giro e abbiamo migliaia di appartamenti chiusi perché non si fidano, perché sono da ristrutturare. E cosa facciamo di questa gente? La mandiamo dove? Allora, sindaco Scalzotto, lei? Io sono d'accordo con quello che dice, capisco naturalmente la preoccupazione dei sindaci è la medesima che esprime lei, cioè quando abbiamo conoscenza di casistiche, di persone che hanno bisogno, noi naturalmente ci attiviamo in prima persona. Sfido a qualsiasi sindaco a che non ci metta la faccia e che non sia pronto ad intervenire. Poi attenzione, è il sistema, Mirella, cioè i soldi devono essere ripartiti equamente e l'esempio che portavo prima del personale non è banale. Io credo che il Veneto oggi abbia bisogno per dare una risposta più adeguata ad essere in forma autonoma, con delle risorse che sono legate a dove vengono prodotte e quindi con una responsabilità, una catena corta che lega che cosa? La capacità di spesa vicino a dove c'è il bisogno. Ecco che allora se io potessi contare su quelle che sono le risorse che produce il mio territorio, vedrà che quel signore lì che non riesce a pagarsi l'affitto pur lavorando, una mano l'avrebbe e probabilmente il sistema economico e sociale sarebbe tutto migliore. Sì, ma però lei ha detto giusto, sindaco Scalzotto, è il sistema, ma io allora cosa faccio se questo sistema continua a non dare risposta perché i sindaci non sono ascoltati, perché hanno poche risorse, perché sono quelli con più responsabilità e con la coperta più corta? Cioè non andiamo da nessuna parte, sindaco, bisogna iniziare a parlare, a battere veramente i pugni sul tavolo perché il paese non regge più. Sindaco, io ho avuto Confartigianato, Confapi, ho avuto tutti quanti, sono preoccupatissimi, inutile che ci facciano dire che andrà tutto bene, col cavolo andrà tutto bene, dobbiamo parlarne e cercare di trovare soluzioni. Voi avete gli eserciti, sindaco, sono i cittadini che vi eleggono, cosa non da poco, tenetela in considerazione, cosa non da poco. Pavanetto. Guardi Mirella che io ho 55 anni e da quando ne avevo 20 che corro, grido, faccio manifestazioni, partecipo, spiego alla gente, è alla coperta corta. Pavanetto, cosa decidete di fare? Come i sindaci, anche i consiglieri regionali poi hanno i cittadini perché vanno a preferenze. Vorrei solo ricordare questo per piccolo particolare, che magari qualcuno a casa non pensa che siamo nominati da qualcuno. Però detto questo, siamo comunque amministratori del territorio, visto che ognuno di noi rappresenta una sua provincia e comunque un territorio per quanto vasto comunque limitato e dove può conoscere le problematiche. Intanto al signor Italo recupera il numero e così facciamo fare un incontro al sindaco di Mira, indipendentemente dal colore politico. Certo, questo lo dico anche perché per capire. Ma giusto per capire anche come mai questa situazione, anche per capire se c'è un cortocircuito dove magari la regione nel momento in cui dà un contributo limita poi, ma mi sembra strana questa cosa proprio perché il contributo della regione non va a farlo togliere a quello del comune, ma in teoria va a sommarsi per quei casi che sono specifici, quindi la vedo molto difficile. Dopodiché sono tutte giuste le tue preoccupazioni, però un po' di ordine andrebbe fatto. Capisco la rabbia perché non ci sono soldi, almeno dopo se mi tiri fuori qualche esempio più particolare, volentieri vado a vederlo, ma non sono in giunta e non conosco determinate cose se ti riferisci a qualcosa in particolare, però ripeto, non ci sono soldi buttati via, ci sono sempre meno soldi, ma non perché le tasse aumentano e i soldi non si sa dove vanno. Il problema fondamentale è che i costi per fare le opere, come i costi per fare qualunque tipo di cosa, sono aumentati, quindi comunque non basta. Dopodiché, se io vado a vedere l'ultimo bilancio
regionale in tema sanità e in tema sociale, adesso ci sono tutti gli ambiti, e su questo vorrei fare una battuta, anche se i sindaci magari su questo non potranno essere totalmente d'accordo, la regione ha messo qualcosa di più rispetto al passato. Dopodiché sono d'accordo, la prossima tornata, come si dice, la prossima giunta regionale, che avrà nuovi assessori piuttosto che un nuovo presidente, chiunque esso sia, che sia di destra o di sinistra, indipendentemente da tutto, naturalmente noi ci auguriamo che sia di centrodestra, unito, potrà sicuramente mettere ancora mano di più. Per esempio oggi abbiamo un assessore alle politiche sociosanitarie, perché spesso si incrociano le due materie, però secondo me invece un assessore che segua la sanità con tutte le problematiche che ha e un assessore che segua il sociale possono essere magari più attenti a quei meccanismi che poi tu dici possono andare in conflitto o non riescono a recuperare risorse. Chiudo dicendo una cosa. Sugli ambiti, noi abbiamo comuni che rispondono ai servizi sociali in maniera adeguata, perché diciamo più ricchi dei poveri, ma non ricchi in senso che possono buttare via dei soldi, e comuni soprattutto dell'entroterra che non sanno, magari parlo naturalmente di comuni meno turistici, dove magari la ricchezza è un po' sicuramente minore, dove magari le problematiche sono più importanti. E gli ambiti territoriali sociali servono a questo, servono a spalmare, a dare diciamo un'equa distribuzione. I famosi ATS di cui tanto nessuno si parla. Capisce niente, se lei ha le idee chiare, guardi Pavanetto, se lei io la lascio parlare fino alla fine, perché qua non si capisce niente. Possiamo fare una puntata a parte, non che il modello non è perfetto, il modello non abbiamo applicato quello che è un modello che arriva ed è imposto, però al di là di questo gli uffici regionali su questo stanno lavorando molto bene, cercando di dare più personale e più risorse con questi ambiti, e anche coprire quei comuni che magari prima non ce la facevano. Ma quando è che capiremo qualcosa? No, perché ci sono anche tanti soldi, si parla anche di tanti. Ecco, ve lo dice, come lo dice, sono tantissimi soldi, allora vorremmo capire anche come saranno gestiti. Sindaco, lei sa come funzionano questi ATS, cosa avrebbe piacere, chi sarà il re, la regina, i principini che decideranno cosa fare? No, diciamo che io l'ATS un po' l'ho criticato su un aspetto che si crea un altro ente, con un'altra direzione e quant'altro, ma purtroppo è imposto, non è che ci siamo inventati qualcosa, è che se vogliamo dei fondi europei dobbiamo prenderci anche dei sistemi europei di gestione che non sono nostri. Noi abbiamo i comuni, avevamo le province, abbiamo la regione, manteniamo quello che c'è, non creiamo ulteriori sistemi. Questa è la mia sola critica. Però io dico si può fare qualcosa, perché il potenziamento che è stato fatto al sociale erano soldi che potevamo spendere. Alcuni comuni hanno spesi tutti, altri comuni no. E questo perché? Perché dovevi essere pronto a rispondere alle esigenze. Io attualmente ho la fortuna di avere 4 assistenti sociali su 4.000 abitanti. Trovami un altro comune che ha gli stessi numeri, è impossibile. Esatto. Si fanno le cose, bisogna capire qual è la nostra volontà, se è quella di fare marciapiede, strade, ponti, oppure di dare servizi alla persona. E è ancora poco, perché io mi lamento con i miei perché non riusciamo a dare dei servizi alla persona. Io non posso avere degli anziani che se lavano una volta a settimana. Perché grande sindaco Crosato. Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire all'assessore o consigliere della regione, il dottor Pavanetto. Sì. Senza dottore. Vai Nadia. Comunque, abbiamo sentito la settimana scorsa che c'era un dottore di medici di famiglia. Per i disabili, per l'invalidità, diciamo. Ma quante carte bisogna fare per avere Io ho un'invalidità dell'80%, non permanente perché ho avuto un intervento. Mio marito, demenza senile, ha dal 77 al 99 e nessun contributo. Adesso si è aggravato, devo vestirlo, tutta la manutenzione, per fortuna si lava da solo, bisogna aiutarlo, comunque devo fare tutto, nessun contributo.
ho dovuto rivolgermi alla Mirella che mi ha appoggiato, che mi ha dato dove devo andare, perché è una giungla. Non ci sono leggi serie che ti dicono l'ufficio: hai questa invalidità, devi fare questo, questo e questo. Allora una persona non gira 100.000 uffici, va là e sa che fa tutto. Io ho un pacco di carte che adesso ho telefonato all'assistente sociale, mi arriva alla prossima settimana, però siamo proprio in una... E dopo ho sentito che danno l'accompagnatoria anche quello che sono milionari. Non è giusto. Se hanno i soldi devono fare quei suoi soldi e quei soldi darli a quelli che non ci arrivano a fine mese. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, pubblicità. Abbiamo in linea Romina, ciao Romina. Ciao Mirella, saluto il consigliere Pavanetto e il sindaco Crosato. Io volevo fare una domanda perché è un pezzo che sto cercando di chiedere questo. Allora, io tu lo sai benissimo la mia storia, ho perso mio figlio, dalla morte di mio figlio mi sono usciti questi tumori e ne sto combattendo un altro. Ho una disabilità al 100%, ho anche l'invalidità, sto cercando di aiutarmi, tra virgolette, sul senso delle visite mediche perché le devo fare tutti i giorni. La risposta che mi viene data è questa: la regione non mette a disposizione i soldi per voi. E secondo, quello che non accetto, non sto dicendo tutti i sindaci, ma alcune istituzioni mi rispondono: beh, hai i soldi della morte di tuo figlio. Ti sembra una parola, una risposta giusta a una mamma? Non sto raccontando bugie, perché io sono disposta a portare tutte le carte a dimostrare. Ma perché noi, anche se abbiamo e stiamo lottando, perché io sto lottando, tu lo sai, con l'associazione, con i soldi di mio figlio, perché io sono soldi sporchi per quanto mi riguardano, ma perché non avere la possibilità di sentirmi utile anche con la mia invalidità al 100% e con la disabilità? Non è bello, perché quei soldi non esistono per me, ma perché mi dicono la regione non mette niente a disposizione per voi. Quindi io chiedo a Pavanetto, chiedo scusa se do del tu, perché so che lui molte volte mi ascolta, ma perché questa risposta a noi con questi problemi? Non c'entrano i soldi di mio figlio? Io ho perso mio figlio. Abbiamo sentito, salutiamo Romina di aver chiamato, sentiamo Pavanetto come commenta la telefonata di Romina. Beh, intanto saluto Romina e naturalmente penso che una risposta del genere non debba essere data a prescindere, nel senso che non so quale ente, ma visto che insomma conosco Romina lo farò direttamente con lei, appena esco da qui la chiamo per chiederle chi si è permesso di dare una risposta del genere, primo. Secondo, sul fatto che la regione non metta soldi, beh, io su questo vorrei sapere anche chi ha detto questo, perché in effetti i soldi la regione li mette e dopo magari non riesce a coprire, però tra regione e comuni c'è sicuramente sinergia anche per dare un contributo o una mano a quelle associazioni, come dici tu, perché comunque poi ci sono anche gli aiuti da parte dei comuni comunque, o le organizzazioni che riusciamo a creare. Penso a tutto quel servizio che io parlo per le esperienze che conosco anche direttamente con la LILT, con il presidente Francesco Minotto, per esempio. Poi abbiamo il coordinatore dottor Gava, perciò ne parleremo. Penso a loro, che loro, quando io ho avuto situazioni e ho chiamato
loro che organizzavano i pulmini per accompagnare le persone non hanno mai detto di no e hanno sempre cercato di venire incontro a questo. Parentesi, Nadia è stata chiara, voi dovete dare ai medici di famiglia un elenco di associazioni dove il paziente arriva e sa a chi rivolgersi, perché io ho avuto il dottor Borini qui che ha detto noi non abbiamo nessuna lista per aiutare. Questo può essere una cosa lista, questo può essere una cosa farmacia, utile, dove la persona che ha visto che pretino che ne avevamo più, suore anche a manco, vanno in farmacia e va dal medico di famiglia che ha la fortuna ancora di averlo, di avere un elenco come ho detto io al dottor Borini, in maniera che dicono guarda hai questo problema come la Nadia, ecco questa è l'associazione che può venirti a prenderti, può aiutarti, perché sennò se lasciamo tutto nel minestrone non capiamo più niente. Non è che io faccio la borsa della spesa che posso accompagnare l'anziano, e quello che accompagna l'anziano non può fare anche la borsa della spesa, cioè dobbiamo fare chiarezza su chi fa cosa. Però Mirella, io ti dico una cosa che secondo me è importante e deve essere anche un messaggio a tutti i cittadini. La prima responsabilità di questo ce l'hanno i servizi sociali del comune di appartenenza, ok? Se all'interno dei servizi sociali non trovano risposte o vengono spediti da una parte all'altra, io ricordo, visto che sono qui naturalmente per recepire, non ho ricevuto complimenti quest'oggi, quindi ho fatto l'elenco. Ma ci mancherebbe, sto dicendo, sono venuto qua a far bella figura. Ma ci mancherebbe altro, infatti, ma sto dicendo, sono venuto qui proprio per cercare di recepire tutte queste cose, perché se c'è qualcosa che non funziona, la politica serve a questo. I consiglieri comunali che l'amico Crosato e l'amico sindaco di Cologna Veneta hanno in consiglio comunale, sia in maggioranza che all'opposizione, come i consiglieri regionali, sono sentinelle sul territorio, devono essere coloro che quando non funziona una cosa non devono dire vabbè tanto gli risolverà, no, devono andare a capire perché, è quello il ruolo della politica. Sì, però allora, prima... i servizi sociali, come l'associazione che ho avuto ospiti, che ha detto io sono andata ai servizi sociali, ho detto datemi i nomi che voglio aiutare queste persone che ho la possibilità di farlo, e i servizi sociali rispondono c'è la privacy, perché è vero e non posso dare i nomi e cognomi all'associazione, capisce bene che allora torniamo. Però Mirella, il problema della privacy però non è un problema che possiamo risolvere noi. Però la privacy dovete toglierla dove non serve, dovete toglierla. Scusa, vorrei ricordare che i sindaci, adesso non mi ricordo se i comuni sotto i 15.000, ma i consiglieri regionali e i consiglieri comunali dei sindaci sopra i 15.000 hanno le dichiarazioni dei redditi e tutto sui siti da anni, e io però per un nome devo stare attento a farlo. Sono d'accordo con te sulla privacy, soprattutto in campo sociale e sanitario. Cercate di toglierla, perché sennò troviamo l'anziano morto a casa perché non abbiamo il nome e cognome. Assieme su questo. Allora sentiamo come ci saluta Scalzotto, ormai abbiamo forato, vai Scalzotto. Io vi saluto, vi ringrazio sottolineando l'importanza di questi temi, la volontà dei sindaci, di tutti i sindaci per aumentare i servizi soprattutto nei confronti delle persone fragili, e dico che la risposta non è solo nella capacità del singolo ma spesso avviene anche dal sistema. Speriamo che l'autonomia si attui presto, che questo ci darà possibilità di riorganizzarsi in Veneto secondo la nostra cultura e capacità. Grazie a Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta, sempre avanti sindaco. Adesso c'è salto, sentiamo come ci saluta il sindaco Emanuele Crosato. Beh, intanto saluto la signora Romina che ci condivide il fatto che dovremmo inaugurare una panchina bianca, è un po' il nostro sogno. Poi lei poverina ha avuto difficoltà di salute, io ho avuto dei lutti, e quindi comunque diciamo abbiamo un obiettivo, almeno qualcosa di bello da fare in quella giornata ce l'abbiamo quando sarà. E dall'altra parte dico sì, bisogna stare molto attenti, bisogna cercare di riorganizzare anche qui tutto quello che è il sistema sanitario, ma quello che dico sempre è che non possiamo lasciare le persone da sole, dobbiamo investire ancora di più. Io mi arrabbio sempre perché non ho la possibilità di avere ad esempio più di un OS un giorno alla settimana. Come faccio con centinaia di anziani che hanno bisogno di tutto, da analisi, la pulizia e quant'altro, con un OS solo? Cioè, e continuano a chiamarmi e dicevano no, ma è un mio diritto. Sì, ma come fai a garantirti che il diritto là? Ed è effettivamente un suo diritto. Però come facciamo? Punto di domanda. Vi ho raccontato, la signora sulla carta ne ha 9 che la seguono,
dicono in realtà non ha nessuno, e se non è la Mirella che la porta al Banco Solidale a prendere la borsa della spesa, a vestirsi, a dargli un assegno perché era terrorizzata, perché aveva paura di essere cacciata da casa, che se la paga l'affitto e spese condominiali, capisce bene, ecco, e la grande famiglia col 5 per 1000, l'avete visto, abbiamo dato gli assegni, almeno respirano fino al giorno dopo però. Allora, coordinatore, capogruppo, diventerà coordinatore. No. Cosa se ne sei voi? Beh, posso dire però, Lucas ognuno è uno dei ha pochi che risponde sempre al telefono. E viene, risponde sempre al telefono. ci mette la faccia. Prego, Pavanetto. Io cosa posso dire? Alcune battaglie le facciamo assieme, Mirella, su questi temi. Bisogna coordinare. Io quello che posso fare, visto insomma il mio ruolo, è quello di cercare anche di smuovere soprattutto chi è sul territorio e viene eletto sul territorio, a cercare di fare proprio come ti dicevo prima da sentinella, prendere queste persone e cercare di capire i problemi, perché se poi le cose non vanno perché c'è un malfunzionamento della macchina amministrativa, questo è il ruolo della politica. La politica deve essere aiuta nelle scelte che deve fare, ma poi anche deve essere controllore delle scelte che vengono fatte, se poi vengono attuate, e penso che questo sia fondamentale. Il ruolo della politica deve essere questo. Grazie, pubblicità. Un altro graditissimo ospite, abbiamo Sebastiano Coletti, sindaco di Colle Umberto. Buongiorno sindaco, un altro sindaco, perché sono loro nel territorio, vedete che dove anche loro chiedono e cercano anche di far capire l'importanza di essere ascoltati anche dai loro parlamentari, visto che sono nati anche qua e sono stati eletti anche da questo territorio, sarebbe utile che ascoltassero questi sindaci, come ho detto prima, che hanno gli eserciti, però questi sindaci sono i cittadini che li eleggono e se sono bravi vengono rieletti perché hanno seminato bene. Perciò anche voi parlamentari, quando la Mirella vi chiama che siete impegnati, pensate a queste figure qua dove avete demandato tutto con una coperta che è grande così ormai. Allora saluto, vediamo se c'è anche Giuseppina Cassaniti, eccola qua. Buongiorno Presidente. Presidenti italiani, familiari italiani vittime della strada, una leonessa che si batte con tutte le forze per cercare di portare sicurezza, perché la vita è preziosa. Allora Presidente, intanto come sta prima cosa? Dovrei intervenire, cioè sì, dire gli ho chiesto come sta perché giustamente per correttezza volevo sapere come stava, perché noi la vogliamo in forza e in salute. Però non potevo dire no a Mirella Tozzato, alla quale apprezzo questo impegno che fa attraverso la televisione di diffondere proprio la necessità di sostenere la soluzione dei problemi. Ecco, questo mi ha portato ad alzarmi dal letto e mettermi qua perché posso anche dire io qualcosa per quanto riguarda questo impegno. Ecco, c'è un sindaco che la sta ascoltando. I problemi. Ecco, allora questo. Presidente, ci racconti com'è andata a Roma? So che ha avuto l'audizione, ci racconti un po' cosa ha detto e cosa ha sentito, prego. Guardi, la cosa che mi è sembrata molto interessante è l'impostazione che hanno dato a questo incontro presso la Camera dei Deputati il 17 marzo. Strade sicure, ecco, l'attenzione era rivolta alle infrastrutture, alle tecnologie e all'educazione per una mobilità responsabile. Questo è stata una cosa molto interessante. Ho trovato questo interesse verso la sinergia che ci deve essere, cioè perché per portare a soluzione un problema in uno Stato di diritto e democratico ci deve essere un rapporto collaborativo tra le istituzioni pubbliche e il privato sociale, ciascuno certamente con la propria funzione, perché noi come privato sociale abbiamo il compito di sensibilizzare e di fare proposte, le istituzioni hanno il compito di decidere ascoltando le nostre proposte. Per quanto riguarda la strage stradale, io ho sempre detto che è chiaro che la necessità di rendere le strade sicure in uno stato di diritto che è finalizzato a
a sostenere i diritti umani, le istituzioni hanno un compito importante, ma anche noi abbiamo un compito importante, perché noi conosciamo il peso umano del problema della strage stradale e quindi possiamo dare la dritta giusta alle istituzioni per la soluzione del problema, perché io vorrei sapere chi è interessato a far morire le persone sulla strada. Ecco, e allora bisogna socializzare l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Io dico tante volte, dovremmo chiedere a tutti: ma voi volete che sulle strade della nostra città, dove noi viviamo e operiamo, le persone vengano uccise sulla strada? Tutti diranno sicuramente di no. Allora, se c'è questo no, è necessario che si organizzi un progetto finalizzato a raggiungerlo, perché l'impegno, dico io, deve essere puntare sugli obiettivi da raggiungere, perché altrimenti anche queste discussioni, anche il convegno che è stato fatto il 17 marzo, se non c'è un prosieguo, è un'occasione, sì, si è ascoltato qualcosa, ma poi si perde di vista la finalità. La finalità è che bisogna smuovere attraverso le indicazioni che sono state date un cambiamento, e il cambiamento significa che se parliamo di educazione dobbiamo fare in modo che la scuola si evolva nel campo, perché non basta che i ragazzi ascoltino determinate cose e poi la partita si chiude là. È necessario che dalla scuola si sviluppi un impegno nel territorio, e quindi i ragazzi dovrebbero essere degli ambasciatori di sicurezza della scuola. Quindi la scuola deve strutturarsi, la scuola non è soltanto quella che si attua dentro le aule scolastiche, perché per le discipline, l'italiano, la matematica e così via. La scuola è un centro di formazione culturale, sociale nel territorio, e quindi è necessario che conosca i problemi del territorio e si organizzi perché si arrivi a dare risposta. E quindi ci possono essere anche dei convegni con i genitori, con altre istituzioni. Ci vuole un movimento che renda più dinamica la scuola. Ecco, noi dovremmo agire sul piano di un dinamismo che ci renda consapevoli che ciascuno di noi deve fare la propria parte per portare a soluzione un problema. E su questo piano ho cercato di muovermi nella comunicazione. Aspetti, Presidente, che sentiamo come commenta il Sindaco. Tecnologia, l'educazione, le infrastrutture, eccetera. E il problema per poter avviare un cambiamento è che ciascuno deve riflettere sulla propria realtà, cioè noi che siamo, cosa siamo e cosa ci stiamo a fare in questo mondo. Presidente, mi sente? Sì. Presidente, adesso sentiamo anche il Sindaco come commenta le parole di questa Presidente guerriera che sta cercando di premere dove serve, fare prevenzione con chi? Con i ragazzi, con le scuole. Prego, Sindaco. Penso posso sottoscrivere praticamente ogni parola della Presidente, che non conosco e che non posso che apprezzare per la tenacia, per la forza che dimostra. Ha parlato di peso umano della strage, un'affermazione che mi ha molto colpito, e quindi solamente chi può aver vissuto determinate tragedie può sapere qual è veramente la sofferenza. Noi dobbiamo lavorare per evitare tutto ciò. E il campo è aperto, ha parlato di infrastrutture, ha parlato di tecnologia, ha parlato di istruzione. Voglio dire, la parte di istruzione, dove stava parlando l'ultimo passaggio in cui stava parlando, penso sia fondamentale, i giovani e quindi lei ha avuto un caso, devo correre, Sindaco, perché purtroppo il tempo è tiranno, perciò devo correre anche con le domande. Lei ha avuto un caso di quel ragazzino che ha preso questa macchina, abbiamo letto tutti, e all'insaputa della mamma, forse non ci si rendono conto della pericolosità. Allora, io sono stato anche molto criticato per le affermazioni che ho fatto, perché poi è stata estrapolata, è stata proprio un'intervista rilasciata da Antenna 3. Io sono un sindaco che va molto poco in televisione, vengo solamente da lei, Mirella. Grazie. Hanno estrapolato un'affermazione che era: le colpe dei figli non ricadono sui padri. Ho invertito la frase. Ma cosa volevo dire? Volevo dire che dobbiamo appunto lavorare, come diceva il Presidente, sull'istruzione, e se arriviamo a un ragazzo che è prossimo ormai alla patente, sappiamo che addirittura si sta parlando con progetti di legge di abbassare l'età della patente, quindi poteva essere tranquillamente un neopatentato che compie un gesto del genere, ormai è arrivato a un'età per cui deve essere responsabile. Quindi il punto dell'istruzione e dell'educazione diventa, penso, fondamentale in tutto questo discorso. E
quella mia affermazione va letta in un contesto molto più ampio, perché, torno a dire, io ho fatto quell'intervista che siete venuti a trovarmi a Colle, proprio perché nel giro di poche ore era partita una campagna sui social assolutamente fastidiosa, dove si attaccava la famiglia, la madre in particolare, e poi si faceva anche dell'ironia su questo ragazzo che era uscito di strada. Lo trovavo alquanto sgradevole, perché, torno a dire, il peso umano di quanto è accaduto è ricaduto sulla famiglia, ma è ricaduto anche sul ragazzo. Quindi dobbiamo lavorare meglio perché ciò non accada. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Prego. Allora Mirella, posso cambiare discorso? Prego. Io vorrei che fossero arrestati questi capi di Stato veramente in carcere a vita per non facendoli fare altra fine peggiore. E per questi omicidi che stanno facendo a questi popoli inermi, facendo questi terreni di proprietà che non è loro, continuando a spendere soldi per armamenti, ma quando sarà finito? Quanto materiale ci sarà in questi terreni inquinanti? Questo mi domando. È la fine del mondo, signori, è la fine del mondo. Si attaccano uno con l'altro per questi terreni che non sono neanche loro. Questi voglio dire, è ora di finirla, perché spendiamo soldi per gli armamenti anche noi e abbiamo gente che, come dici te, tutte le mattine, ogni giorno, che hanno bisogno di essere aiutati. Non capiscono quelli lì che sono lì al governo, perché con 20.000 euro non si accorgono dei poveri che sono qua, non si accorgono di nulla. Parlano, fanno conferenze a destra, a sinistra per la pace, per questo, per quello, e siamo alle solite. Vi saluto. Grazie, abbiamo sentito anche le riflessioni di Giusy. Allora, Presidente Cassaniti, ha sentito il sindaco che ha apprezzato molto l'intervento che ha fatto. Sì. Come vi ho detto, abbiamo ospite una guerriera questa mattina, ma una guerriera che porta delle proposte veramente importanti che si possono realizzare. Prego, Presidente. Non è soppesato in maniera adeguata dalle istituzioni pubbliche e tuttavia dobbiamo assumere tutti maggiore consapevolezza che facciamo parte di uno Stato di diritto nel quale ciascuno ha il proprio ruolo, e vi dico la verità che mi ha colpito nel convegno quando io ho fatto l'intervento e ho girato il problema sul piano della formazione, superando l'istruzione, considerandola come una consapevolezza dei livelli di padronanza dell'italiano, della matematica eccetera. C'è l'impegno per la formazione, e l'impegno per la formazione esige che ciascuno rifletta su che cosa è la persona, cioè cosa siamo e cosa ci stiamo a fare in questo mondo. Dopodiché noi siamo stati dotati di libertà, e questa libertà noi la dobbiamo sapere usare, perché noi siamo responsabili di quei doni che ci sono stati dati. La libertà si sostanzia nella scelta etica, cioè nella scelta, non certo nella scelta di uccidere, stuprare, rubare e così via, ma nella scelta etica, cioè essere consapevoli che noi siamo esseri in relazione, e quindi dobbiamo impegnarci per onorare la relazione. E la cosa interessante, io avendo impostato la cosa sul piano della formazione, ho detto che noi non siamo i padroni della vita, siamo a servizio della vita, perché noi facciamo parte di quella catena umana che si chiama vita e che è una realtà più grande di noi, e quindi a noi compete, se vogliamo essere persone, compete la testimonianza della vita, cioè del valore della vita. E vi dico la verità che quando poi abbiamo concluso l'intervento e l'uditorio era costituito da ragazzi delle scuole medie superiori, ma c'erano poi i relatori, erano politici esperti nell'ambito della sicurezza stradale, eccetera, e poi c'erano anche le associazioni, diciamo, che parlavano della realtà concreta. Quando poi ho finito questo intervento ho visto che alcuni ragazzi, battendo le mani, si sono pure alzati, dopodiché mi ha chiamato un politico e mi sono allontanata un pochino dalla sala, e sono venuti questi ragazzi per ringraziarmi di quello che ho detto a loro. Cioè,
Io sono rimasta, certo, consapevolmente, mi è piaciuto questo discorso, perché io prima dirigevo la scuola e sapevo come la dovevo orientare sul piano della formazione umana, cioè quel di più di umanità che noi vogliamo che ci sia nei ragazzi, lo dobbiamo testimoniare noi, perché la vita è testimonianza. E quindi anche se io ho la mia età, io non sfuggo ecco, come non sono sfuggita stamattina che magari avevo la febbre, mi sono Grande Presidente, grande, fa fatica ad arrivare, ma siamo in Sicilia. Allora Sindaco, come commenta questa Presidente, ma soprattutto puntare molto sulla prevenzione? Una prevenzione è una cosa importantissima, quella che sta dicendo. I ragazzi hanno apprezzato il mio discorso, hanno capito l'importanza delle parole che ho detto, perché questi sono i ragazzi capiscono quando una persona parla anche a loro favore. Prego. Io non ho dubbio sul fatto che i nostri ragazzi capiscano, cioè come dire, il punto privilegiato di fare l'amministratore comunale è di poter avere contatto con tante realtà, e posso assicurare che le mele buone sono molto di più rispetto a quelle che sono le mele marce, che fanno notizia, o alle mele baccate, se non sono del tutto marce. Però basta alle volte che ci sia uno che è fuori le regole, che crea danno, e quindi la formazione è fondamentale. Ma questo è l'altro grande tema. Noi mi è piaciuto molto il discorso della Presidente, che è molto alto, molto elevato, dobbiamo custodire i valori della vita e tutto, però dobbiamo anche avere un armamentario di possibili sanzioni per chi sgarra, e devono essere chiare e devono essere messe nelle condizioni anche i poveri sindaci di poter fare quello che è necessario fare, perché torno a dire, si può fare la formazione, si può fare tutto, ma il peso umano della strage non è solamente chi ci rimette la vita perché era alla guida di una vettura o di una moto, per le strade che non sono adeguatamente infrastrutturate, ma anche gente che magari stava tranquillamente mangiando un gelato e una macchina esce di strada perché era a velocità assolutamente non adeguata per un centro abitato, o una persona anziana che sta attraversando le strisce. Io penso che è vero che abbiamo anche il problema delle strade, perché abbiamo ancora strade da carretti e cavalli con tir che passano, però è anche vero che ognuno di noi esce il mattino e si fa le proprie regole. Allora, se ho fretta, colo, chi se ne frega della segnaletica. Ecco, questo nuovo codice della strada sembra che qualcuno dica ha portato i suoi frutti. Io vorrei capire cosa ne pensa la Presidente Cassaniti, e soprattutto, Presidente, ecco, questo cambiamento anche culturale che dobbiamo iniziare a fare tutti, non c'è niente da fare, dobbiamo cambiare. Prego, Presidente. Allora, le voglio dire proprio che bisogna impostare le cose sul piano del cambiamento culturale, quello che cerco di portare avanti io allora quando intervengo, eccetera. E ho cercato di far riflettere i ragazzi che quelle regole che noi dobbiamo osservare perché le hanno scritte i politici, quindi noi abbiamo un sistema di regole per poter permettere la civile convivenza. Quello là non è un fatto esterno, lo dobbiamo scoprire dentro di noi, perché noi non abbiamo, appunto come avevo detto, abbiamo questa libertà di fare, ma non è libertà di fare qualunque cosa. Dentro la libertà c'è il senso del limite, quindi noi dobbiamo capire che ciò che viene stabilito non è una sovrapposizione che viene fatta a noi, scaturisce dalla nostra stessa natura. Noi dobbiamo costruirci come persone e dobbiamo difendere la dignità della persona. Guardi che, ripeto, mi è piaciuto il fatto che sono venuti quei ragazzi per ringraziarmi di quello che ho detto, e quindi in quel momento ho detto guardate ragazzi, francamente io non sono rimasta contenta dell'intervento, perché ho detto poche cose, perché ci sarebbero tantissime altre cose da dire. E quali? Quelle finalizzate agli obiettivi dell'associazione, che è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. Ancora su questo discorso della giustizia non vi ho parlato per niente, ho fatto un piccolo accenno per quanto riguarda la prevenzione, e quindi rivolgiamo la nostra attenzione al territorio di cui noi facciamo parte, assumiamo i problemi del territorio come problemi nostri e ci dobbiamo impegnare perché vengano portati a soluzione, e ci deve essere quindi quella
sinergia tra il settore pubblico e il privato sociale e poi anche delle aziende del territorio. Noi dobbiamo essere una forza di cambiamento a partire dal basso, a partire dal territorio, altrimenti ho detto anche nell'associazione chiudiamo bottega, cioè noi dobbiamo capire che là dove ci siamo dobbiamo raggiungere l'obiettivo europeo del 2050 vittime zero, anticipandolo con tappe territoriali, dove? Sulle strade delle nostre città. Sentivo parlare anche delle guerre che si combattono fuori dall'Italia, che è una cosa diciamo vergognosa eccetera, e ci dimentichiamo che sulle strade della nostra città c'è una guerra sottovalutata da parte delle istituzioni, perché ci sono 9 morti al giorno e circa 600 feriti al giorno in Italia. Presidente Cassaniti, adesso la provincia di Treviso, chissà perché queste province, specialmente quelle di Treviso, riesce sempre a vincere i bandi. 100.000 euro ha vinto di bando per la sicurezza stradale. Lei come impiegherebbe questi 100.000 euro, Presidente Cassaniti, dove abbiamo capito che stiamo parlando con una persona che ha le idee chiare su quello che si può fare, quello che non si può fare. Ecco, questi 100.000 euro, se adesso lei avesse di fronte il Presidente Marcon, cosa gli direbbe di spendere? Allora, il discorso è questo, che dico che bisogna condividere l'obiettivo. Noi vogliamo che le persone vengano uccise sulla strada? No. Allora, se è questo no, cosa dobbiamo fare? Ci si riunisce, associazione, sindaci, vigili urbani, azienda sanitaria del territorio e scuola, e il dirigente della scuola, diciamo, provinciale, eccetera, e si stabilisce assieme al territorio. Tutte le scuole del territorio devono essere impegnate, e quindi ci vogliono anche dei gruppi di lavoro, devono essere impegnate ad essere consapevoli, a consapevolizzare questo problema della strage stradale, che in fondo dipende, non la manda Dio, no, dipende dai nostri comportamenti, ma i comportamenti non sono soltanto quelli di coloro che guidano, ma anche i comportamenti di coloro che decidono nelle sedi opportune, amministrative, politiche, eccetera, perché i loro interventi si vede che debbono riflettere su perché i loro interventi non producono un cambiamento, perché? Ecco, io purtroppo questo non l'ho sentito da parte delle istituzioni. Abbiamo per cui, Adriana, per esempio, io ho analizzato il decennio 2011-2020. Vai Adriana. Buongiorno a tutti, è una cosa fenomenale questa signora qua. Deve avere tutto in testa nel computer, è una cosa impressionante. Allora, ti dico la verità. Volevo dirti, c'erano gli altri, i primi che avevi prima, gli ospiti. Volevo dire che la signora mi dispiace molto che abbia perso un figlio, perché è una cosa indescrivibile, ma si fa molta fatica. Anch'io ho l'100% di disabilità, però sono passati 20 anni prima che mi dessero qualcosa. E andavo ogni anno a farmi, perché bisogna farsi fare un certificato valido e cioè bisogna informarsi, perché ci sono tante cose che si possono fare. Grazie Adriana, devo andare avanti, grazie, sei stata chiara. Allora Sindaco, se lei avesse 100.000 euro vinti questo bando importante per la sicurezza stradale, come le impiegherebbe? Perché anche lei ha le idee chiare, anche lei è in sintonia con la Presidente Cassaniti sulla prevenzione, soprattutto nelle scuole, nei ragazzi, ma io direi anche nella società in generale, prego. Allora, una battuta è che buona parte delle idee che ho in testa non sarebbero realizzabili, perché noi viviamo in un sistema per cui se qualcosa non è omologato non si può utilizzare. È stata fatta una bellissima, proprio provincia di Treviso, lei ha citato, una giornata di studio sulle buone pratiche per ridurre la velocità, gli incidenti e quindi la mortalità nei centri abitati, dove c'erano degli studiosi dall'estero che venivano, hanno spiegato le buone prassi, e poi c'è stata la slide finale. Cosa si può fare in Italia tutto questo? Niente. Quindi questo finale lapidario. 100.000 euro, secondo me adesso un tema importante è quello sicuramente del controllo stradale. Controllo stradale, quindi lettore targa, la verifica del lettore targa correlata all'assicurazione dei veicoli. Quindi penso che se avessi 100.000 euro in questo momento li investirei in infrastrutture di questo tipo. Un'altra cosa, Sindaco, importante è anche capire
però come arrivare alle persone a far capire la responsabilità che hanno quando si mettono alla guida, ma anche di una bicicletta, perché non è solo la macchina, noi dobbiamo capire che dobbiamo avere rispetto del prossimo, non si può attraversare dove si vuole, non si può passare con rosso, bisogna rispettare i cartelli stradali, qua tutti se ne fregano, ma metto dentro tutti, compresi i pedoni, non è che noi dobbiamo colpire solo gli automobilisti. Come mai secondo lei siamo così resti alle regole? Ecco, le regole ci stanno strette, siamo noi proprio, cioè è inutile che siamo noi così, perché non possono dire che non sanno, che non ascoltano, che non si cerca anche di far capire l'importanza del rispetto quando esci dalla tua casa. Prego, Sindaco. Prima la Presidente ha detto una frase: nella libertà c'è il senso del limite, una frase potentissima, bellissima. Noi abbiamo uno Stato, il nostro, noi come italiani, penso che non ci batta nessuno in termini di norme, perché abbiamo i regolamenti comunali, provinciali, regionali, lo Stato, poi ci si mette anche le direttive europee, quindi norme non ce ne mancano assolutamente, per non parlare del civile, del penale, del tributario, quindi ne abbiamo tribunali civili, penali, amministrativi. Quindi evidentemente un po' bisogno di regole ce l'abbiamo come noi italiani. E probabilmente quel passaggio culturale, quel cambiamento culturale di cui faceva accenno la Presidente, se ci sarà, ma molto in là. Faccio un esempio forse un po' banale, quello della raccolta differenziata. Il Comune di Colomberto anni fa è stato premiato come primo comune italiano sui 5.000 abitanti per raccolta differenziata, ma è stato un percorso lungo. Adesso io vedo mia figlia che fa le pulci a me se non stacco l'etichetta dalla plastica, quindi è un percorso culturale, ma fin tanto che non si arriverà lì bisogna mettere delle regole chiare per cui chi sgarra e quindi non stacca l'etichetta si prende la sanzione. Grande tema anche quello dell'abbandono dei rifiuti, che secondo me bisognerebbe fare un buco nella testa delle persone per capire cosa hanno dentro certi che abbandonano i rifiuti. Ma torno a dire, un cambiamento culturale per quanto riguarda la sicurezza stradale che sarà lungo. Io mi ricordo quando ero piccolo che c'erano le famose stragi del sabato sera e avevano messo addirittura dei veicoli incidentati negli incroci. Probabilmente abbiamo bisogno di qualcosa di scioccante e che vorrei evitare di mettere in centro paese il relitto di una macchina. Sono d'accordo anch'io, sono perfettamente d'accordo. Allora andiamo a vedere questo servizio sicurezza stradale a Villorba. Andiamo a sentire, poi sentiamo anche cosa ne pensa la Presidente Cassaniti. È importante perché i ragazzi, soprattutto quelli giovani, sottovalutano il problema della sicurezza. E vedo, perché io qui ho varie generazioni di ragazzi che vengono, sono qui dal 90. Lo siamo un po' anche noi adulti a volte, perché si dice tanto per fare 2 chilometri. Qui alla bottega del gelato di Catena di Villorba da oggi, entrando in negozio, ci si imbatte in questi pezzi di ferraglia. Sono rottami di auto incidentate, ciò che è rimasto di un'auto dopo un incidente. Poco più in là questo pezzo è esposto da Miss Catena, un locale, lo si vede subito entrando sulla destra. È importante stare attenti quando si guida, quindi non portare attenzione al telefonino, non mettersi in macchina ubriachi. Questa è l'iniziativa, che secondo me è molto bella e noi ci siamo messi a disposizione. Sono 31 le attività commerciali che hanno aderito al nuovo progetto di sicurezza stradale Qui siamo da Nonno Andrea. Un impegno concreto che vede diversi attori in campo: il Comune di Villorba, il Distretto del Commercio di Villorba, Qualitas Vite e il tavolo della sicurezza stradale della provincia di Treviso. Proprio ieri sera alle 22 è successo un brutto incidente, per fortuna non grave, però brutto, nella Postume Romana, nella rotatoria qui a Villorba. Una macchina non si è accorta della rotatoria e praticamente è volata. Sensibilizzare la popolazione e la cittadinanza perché il negozio sempre di più deve diventare un presidio del territorio, un elemento di comunicazione forte che amplifica dei messaggi. Il negozio di prossimità è importante. Una vecchia Ferrari 250 GTO congelata, l'immagine scelta per la locandina, il monito a rallentare, dunque a stare attenti. Noi diciamo sempre ai ragazzi, quando salite in macchina il telefonino va messo dietro su una tasca e anche
possa suonare, ma non va toccato assolutamente. Ai ragazzi insegniamo anche un'altra cosa fondamentale, la visione lontana, guardare sempre avanti 100-150 metri davanti a loro, perché in questo modo hanno lo spazio-tempo per reagire e ce la fanno. L'allestimento delle vetrine è avvenuto in questi giorni e rimarrà fino a Pasqua. Sabato 5 aprile si svolgerà la sfilata di auto storiche e sarà l'occasione per promuovere ancora una volta la campagna sulla sicurezza stradale. Abbiamo Lorenza da Mestre. Ciao Lorenza. Ciao Mirella, ciao, un bel pezzo che non ti sentiva. Senti, volevo una cortesia, volevo ricollegarmi con i signori che li presenti da te come ospite sul discorso della differenziata. E chiaramente io noto purtroppo, e mi rincresce di dirlo, che anche noi italiani ci comportiamo civilmente, purtroppo. Perché dove abito io, la recinzione che distacca dai condomini al suolo pubblico, io e una inquilina una volta alla settimana ci mettiamo a pulire, ci siamo comprati gli spazzettoni per pulire quel suolo pubblico, se non che una volta terminato il suolo pubblico sia io che lei abbiamo dovuto fare da ronda e abbiamo visto chi sporcava, e mi rincresce, io amo gli animali, però non diventa un pisciatoio, una recinzione di 2 condomini. Non diventa, cioè lì non è colpa dell'animale, è colpa del padrone. E lì purtroppo mi rincresce di dirlo che siamo anche noi italiani che facciamo la nostra parte. Per quanto riguarda il discorso della sicurezza sulla strada, beh cara Mirella, ci è stato detto di portare il casco sui monopattini, ci è stato detto di avere... Non ce n'è uno e corrono come pazzi lungo il corso del popolo dove c'è la corsia dei pedoni sotto i portici, per dirtene una, e tutte le laterali di corso del popolo e via Cappuccina, ragazzi che sfilano anche in 2 e 3. Allora io mi domando, c'è carenza di sicurezza? Ok, c'è carenza di personale, purtroppo è così, però Mirella, quello che c'è e quello che dovrebbe esserci, ci dovrebbero essere delle telecamere sui punti di riferimento. Ti ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie a te cara Lorenza. Allora Presidente Cassaniti, ecco questo cambiamento culturale che si fa fatica ad accettare adesso le nuove generazioni, ma in attesa che queste crescano cosa facciamo? Perché basta che troviamo uno nella nostra vita, non è che dobbiamo trovarne tanti, e soprattutto si parlava con il sindaco Coletti, queste macchine che hanno dei televisori all'interno che basta, sembra entrare in una sala di videogiochi, perciò anche là si parla di distrazione, poi guardate cosa ci mettono, ecco, di fronte, cosa comperiamo. Prego Presidente. Che vi posso dire? C'è molto lavoro da fare. Ecco, per esempio quello che ha detto il sindaco, che ci vorrebbero i controlli eccetera, è anche fondamentale, cioè ci vuole la formazione ma ci vogliono i controlli. Mi ricordo un'espressione del giudice Gratteri, no? Che diceva l'imputato deve capire che non gli conviene trasgredire, cioè nel senso, voleva dire lui, che ci devono essere anche delle misure severe, mentre invece si va nella direzione di rendere possibile, cioè sottovalutare quasi il reato, il danno eccetera, e cambiare la carcerazione, la detenzione in carcere con detenzione familiare a casa. Insomma, ci sono dei segnali che non vanno nella direzione giusta. Veramente ci vuole questo recupero di impegno per la difesa dei valori. Io tante volte ho detto, non me ne voglia il sindaco, che purtroppo il fatto della stagnazione della strage senza che nessuno abbia detto qualcosa significa che insomma si è responsabili della strage, cioè praticamente si è responsabili della strage, ma questa responsabilità non è percepita perché si pensa al mantenimento del posto. È chiaro? Cioè c'è questa visione dei poteri, i poteri hanno una visione burocratica per cui le loro scelte, i loro interventi eccetera sono finalizzati al mantenimento del potere. Il modo migliore per mantenere il potere è servire la società, servire proprio, raggiungere quegli obiettivi che uno Stato di diritto e democratico stabilisce, cioè garantire i diritti dei cittadini. Che vi posso dire, tanto per dire, per la sicurezza delle strade, no? Noi per esempio c'era un genitore che mi
chiedeva, ci voglio ricordare mio figlio, che cosa mi consiglia per fare questo? Ho detto, lei metta l'indicazione nostra, ricordare per cambiare i comportamenti, perché le vittime non hanno più bisogno loro del nostro ricordo, ma li dobbiamo ricordare, quindi partire dalla voce del silenzio per ricordare che noi dobbiamo cambiare il comportamento. Perché? Perché siamo a servizio della vita. Ecco, e Presidente poi Cassanetti, cosa ne pensa? se Presidente, potessi mi parlare sente, ancora, Presidente? ti direi, come se dovesse parlare suo figlio, ci mette l'immagine di suo figlio e sotto ci scrive: non è stata la buca killer che mi ha ucciso, ma coloro che hanno fatto sì che ancora ci fosse. Questo è il dramma fondamentale, la cosa più importante da consapevolizzare, questa dimensione di un potere che non raggiunge gli obiettivi per i quali esiste, ecco, e invece è centrato sul proprio mantenimento. Presidente, cosa ne pensa delle panchine, che continuano a mettere queste panchine anche gli amministratori, i sindaci, per ricordarle? Secondo lei vale la pena ancora di continuare, o sarebbe più utile cercare di capire, come dice lei, per ricordare, per non dimenticare in qualche altro modo? Come la vede? Sì, io penso, vabbè, ci possono essere dei segnali, come diceva il sindaco, magari le macchine incidentate, eccetera, danno un segnale, però voglio dire, io non ho ricordato mia figlia Valeria, no? Che è morta perché l'ho fatta uscire io in quanto mi ha portato una pagella di 8 e 9, io dirigevo allora la scuola, e la volevo gratificare. È uscita, ho detto al fratello, uscite, falla svagare a Valeria. Ebbene, l'altro figlio gliel'ha detto a un suo compagno, sono uscite e sono andati hanno fatto un giro così, sono partiti verso le 10, a mezzanotte ritornano, scendono dalla macchina, ritornano a casa, scendono dalla macchina, sono tra la macchina e il marciapiede. Ebbene, arriva una Lancia Delta integrale, motore rallye, adatta per le corse, a una velocità pazzesca. Noi abitiamo al centro di Messina, sbatte con la Citroen e scaglia Valeria contro il muro, e Valeria riporta la testa spaccata, il collo spezzato, la vita spezzata, la spalla spezzata, la gamba spezzata. L'altro figlio fortunatamente viene tirato sul marciapiede, quindi trauma cranico, commozione cerebrale, ferite varie, e il loro amico che era in macchina ha catapultato fuori dalla macchina, e la sua macchina saltando cavalca un palo e quindi non lo schiaccia. Lui resta in coma, mia figlia a pezzi e l'altro mio figlio ferito. Su tutto questo, ecco, ho dovuto sopportare l'imbroglio, i vigili urbani che si sono tenuti la testimonianza di una testimone estranea ai fatti per 97 giorni nel cassetto, il pubblico ministero che ha detto che un tizio ha confessato di essere alla guida, invece non era vero perché non c'erano le corrispondenze, eccetera. Cioè tutto un sistema finalizzato a calpestare una ragazza di 17 anni e mezzo, a calpestare il valore della sua vita, lei che poteva continuare a compiere un percorso di conoscenza e d'amore perché era una ragazza speciale, era di una bontà enorme, proprio che ci faceva pensare che era venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Cioè con tutte queste cose, ecco, su tutte queste cose i poteri costituiti che dovrebbero garantire la verità, la giustizia, eccetera, hanno permesso che ci fosse la sostituzione del conducente alla guida. Siccome si sapeva a Messina tutto questo fatto che insomma c'era una patata bollente, diciamo, no? Perché chi ha ucciso Valeria era figlio di un notabile della giustizia, e allora cosa c'è stato? Che i giudici si defilavano. Poi è subentrata una giudice napoletana, la quale ha avuto il coraggio di rinviare a giudizio la sorella di colui che si è sostituita alla guida, perché diceva che suo fratello aveva la camicia bianca, perché il conducente aveva la camicia bianca, mentre suo fratello veniva fuori dalle dichiarazioni, eccetera, che aveva il camicione verde. Ebbene, chiamo l'avvocato che ora è morto, purtroppo era una grande spalla per l'associazione, l'avvocato Cesare, ho detto: Gianmarco, deve venire a Messina, perché ci dobbiamo costituire parte civile, perché la falsa testimonianza, c'è questa giudice che ha avuto il coraggio di rinviare a giudizio la sorella di colui che si è sostituita alla guida, la falsa testimonianza danneggia il nostro diritto alla verità. Siamo in udienza, questo ve lo dico perché questo è un segnale per tutte le istituzioni, che debbono uscire da queste scorrettezze.
Il pubblico ministero dice al giudice, la famiglia Mastroianni non si può costituire parte civile perché la falsa testimonianza danneggia lo Stato, non la persona. Quindi c'è un distacco tra Stato e persona, cioè la persona non è come è risucchiata dallo Stato. In quel momento, dai miei studi di filosofia, mi è venuto in mente quello che diceva Hobbes, che diceva che lo Stato totalitario è come il Leviatano, è come questo mostro che risucchia la persona. E allora ho detto a Gianmarco, ma Gianmarco, noi siamo in uno Stato di diritto democratico e la giustizia agisce secondo questa idea del Seicento, cioè di uno Stato totalitario che risucchia la persona. Quindi ci sono tantissime cose da fare verità sulle cose. Questo non significa che una è contro i poteri, no, noi dobbiamo essere quella forza che diamo l'orientamento giusto ai poteri, perché abbiamo, come dicevo all'inizio, sopportiamo il peso umano della strage, che è giusto che io ho dovuto concludere che insomma praticamente colui che ha ucciso Valeria è stato messo da parte perché era il figlio del tizio e funziona così perché il sistema è così. Grazie Presidente. Di mia figlia. Sindaco, come commenta le parole di questa, come avete sentito, vi ho fatto sentire Giuseppina Cassaniti, perché lei sta combattendo anche contro anche tante altre associazioni, perché qua quando c'è qualcosa si crea qualcosa sempre di nuovo, mentre invece di unire si divide, e allora muore il figlio, crea un'associazione, muore mio nipote, crea un'associazione, associazioni contro associazioni, ma la battaglia è sempre la stessa. Anche qua l'unione dovrebbe fare la forza, invece divide e ti impera. Sindaco, com'è? Sì. Guarda, io ho ascoltato con grande attenzione le parole della Presidente, perché si capisce che proprio quello di parlare peso umano della strage, che è ancora fortissimo. Io dico sincera verità che quando mi raccontava la dinamica di ciò che è avvenuto a sua figlia, mi venivano in mente alcuni punti del mio paese dove ciò potrebbe avvenire. E torno a dire, cosa possiamo fare? Perché va bene educare, va bene, tra 20 anni in un mondo ideale tutti andremo, chissà, probabilmente non andremo più con le macchine, andremo con qualcos'altro, ma andremo tutti lentamente. Da qua a 20 anni cosa si può fare? E lo dicevo prima, tutti noi sindaci abbiamo poche possibilità, soprattutto in un comune come il mio che ha le strade provinciali che lo attraversano. Io ho una gelateria, ho delle attività commerciali, quelle poche che resistono. Il mercoledì vengono a trovarmi e dicono fai qualcosa, vorrei capire cosa posso fare. Non vuole essere, cioè ripeto, io saprei cosa poter fare. È stata fatta richiesta, è arrivata l'altro giorno dalla prefettura che applica la norma, non posso dire nulla perché il prefetto Sidoti è venuto a Colle, ha visto la situazione, ma mi ha chiesto: ci sono stati incidenti? Qual è il tasso di incidentalità e di mortalità? E io ho detto, per fortuna o per grazia divina, morti ancora no. Allora, evitiamo di trovarci nella condizione per cui si inverano i requisiti per determinate misure, preveniamo. E lo dico a voce forte, che non siamo nella condizione noi qui sindaci di fare cassa, non ci interessa di fare cassa, non facciamo cassa. Io ho acquistato nel primo mandato un telelaser, sì e no che sono arrivato a pagarmelo, non ci interessa far cassa. Però voglio dire, la notte quando corrono noi possiamo mettere i posti di blocco, ma dovremmo avere in un paese come il mio 4-5 posti di blocco. Non è pensabile, quindi la formazione, l'educazione, ma abbiamo una tecnologia dalla parte nostra. Voglio dire, se uno passa a 100 all'ora dove il limite è 50, penso che una multa sia doverosa, e se uno la prende non ha se non ha il coraggio di andare a contestarla. Però, Sindaco, è anche vero che dovremmo rivedere un po' anche questa cartellonistica, questi segnali stradali. Ho avuto Gigi Pirollo che insegna Guida Sicura con l'ACI, che ha detto non è possibile trovare questi segnali 50, 70, 90, 50, 70 a distanze ridotte. Bisogna capire, tu non puoi arrivare in una rotonda e trovare 50.000 cartelli che non riesci più a capire
capire neanche dove andare, cosa fare, cioè ci vuole anche un po' di buonsenso. Qui si tratta anche di norme che sono superate, vanno viste in maniera diversa, anche qua la politica deve intervenire, perché se voi avete la possibilità di intervenire, ma bisogna investire economicamente, se non ci sono i soldi cosa faccio? E se la regola mi impone di fare questo, lo devo fare per forza, anche se ciò che non va bene. Però capisce che è come il gatto che si morde la coda, non se ne viene fuori, perché l'udito è da un'altra parte, questa è la verità. Prima si parlava così, ma mi sembra normale di avere le macchine di ultima generazione, guardate dentro cos'hanno, cioè io mi domando, ma allora che cosa ci raccontano? Abbiamo le regole ma non le rispettiamo. Avete sentito la telefonata, tutti girano senza casco, 2 sul monopattino, chi se ne frega, non c'è controllo, non c'è niente, e poi ti trovi, come dice lei, all'improvviso che cade il morto. E allora si poteva fare. Presidente Cassaniti, come ci saluta? Cosa vuole dire? Voglio dire che c'è sempre questo bisogno di approfondimento in maniera da capire chi siamo e che cosa ci stiamo a fare in questo mondo, in qualunque ambiente ci si trovi ad operare, sia quando si è alla guida sia quando si è nelle istituzioni. E secondo me è l'adulto che deve dare veramente il segnale, cioè noi abbiamo bisogno di controlli, veramente di riflettere e di operare un cambiamento, proprio combattere la buona battaglia, dico io. Non la vinceremo, però coloro che riescono a riflettere sulla vita e dire ma noi queste cose per la dignità della vita, perché poi di questa vita noi renderemo conto, perché tutto ciò che abbiamo ci è stato regalato, dobbiamo avere questa consapevolezza. Noi risponderemo di ciò che abbiamo fatto e risponderemo anche nei termini in cui noi lasciamo questo mondo, perché lo possiamo migliorare la civile convivenza oppure la possiamo anche distruggere, e quindi siamo sempre là, ragionare, approfondire le cose, a cominciare da coloro che compiono le scelte politiche, insomma tutti, ciascuno per il proprio livello. Allora, ecco, cioè, ci deve essere un cambiamento da parte della persona. Io penso che tante persone sono in gamba, Allora, lei è a Messina, però il 5 di aprile alla discoteca Odissea di Spregiano ci sarà fatta una raccolta di firme per l'airbag obbligatorio da portare in Europa. Lei naturalmente ha i referenti nel territorio, e salutiamo anche Paolo Battistini, che è uno dei referenti qui che abbiamo della Presidente Cassaniti, e il 13 di aprile vediamo anche la locandina. Pensate cosa fa questa Presidente da Messina, lei riesce a muovere tutto. Nel Parco del Sila, la centrale, ci sarà il villaggio delle associazioni, dove anche là saranno raccolte le firme, ecco qua la locandina, per la sicurezza stradale, per l'airbag obbligatorio. Pensate, questa Presidente che ha già raccolto 55.000 firme, altri saremo anche di più, ma una parte le sta recuperando, perché anche là c'è un mondo che si muove. Il sindaco sorride, ma con la burocrazia e la tecnologia non ne vai fuori. Perciò pensate, questa Presidente che ancora, nonostante tanti anni anche di sofferenze, anche di cadute, lei si rialza e continua a rilanciare per un bene pubblico. Sindaco, cosa vuole dire alla Presidente che da Messina guardate come si sta muovendo anche nel nostro territorio? Quello che ho detto all'inizio, che è una potenza, è una forza, è un esempio per tutti noi. Mi viene da fare una battuta che è importante il casco, è importante l'airbag, è importante tutto, però la cosa più importante quando si esce, si monta in macchina, è ricordarsi di avere la testa sulle spalle. Perché quando diceva prima la Presidente che sta a noi, penso sia la cosa più banale forse, ma più vera, perché abbiamo in mano qualcosa che può essere molto pericoloso per noi e per gli altri, quindi testa sulle spalle. Sindaco, come vedi i giovani? Lei ci parla assieme, parla con questi genitori, ma se io non ho i genitori che dovrei avere per vari motivi, o non li ho proprio perché tra separazioni, vi ricordate che racconto sempre quel ragazzo che gli ho detto vai a casa tesoro, a quest'ora mi ha detto sì, quale casa? Ho 2 mamme, 2 papà, 6 fratelli che non ci conosciamo, vai tu a casa a sentire le liti che veramente tutti i giorni io sento, e tu mi dici di andare a casa. Guardate che per far confusione l'abbiamo fatto
fatta anche in questo, ci dimentichiamo che dietro di noi ci sono questi ragazzi che alle volte non sanno neppure perché si separano i genitori, perché non vengono coinvolti, e sono quelli che pagano di più, che poi li troviamo in qualche posto, vero Sindaco? Ecco, cosa vuole dire? Com'è la realtà che vede lei anche a Colle Umberto? La realtà che io vedo anche per avvenimenti che sono accaduti è molto variegata, perché si dà sempre la colpa a situazioni familiari disagiate, e molte volte accade, ma ci sono stati degli episodi in cui sono, come si suol dire, figli di buone famiglie. Quindi veramente bisogna, l'unico consiglio che do anche da padre è quello di mantenere sempre l'attenzione molto alta, perché non è perché il figlio ha tutti i voti alti a scuola non possa combinare qualche sciocchezza, qualche marachella, quando magari il papà e la mamma sono a lavorare. È un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, ma lei è un po' alle volte un bischero, no? Detto così a mo' di battuta. Quindi voglio dire, l'osservatorio del sindaco è privilegiato, dicevo prima, perché vedi tanto del bene, e la cosa mi fa star male quando si colpevolizzano tutti i ragazzi, che tutti i ragazzi sono un poco di buono. Non è assolutamente vero. Abbiamo veramente tanti bravi ragazzi, e che si rendono anche conto di coetanei che creano il problema e li trascinano in questo immaginario. Da parte nostra, come noi adulti, dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione, e non possiamo non dare fiducia e lasciare che sbaglino anche. Quando dicevo prima, arrivati a una certa età, perché si rischia di avere anche l'effetto contrario, mettiamo sugli spigoli perché il bambino non prenda le botte quando non ho ricordi da bambino di aver avuto il tavolo con le protezioni. La prima volta che prendi una legnata in testa capisci che bisogna fare il giro attorno al tavolo. Bisogna lasciare che anche i ragazzi sbaglino e mantenere noi comunque l'occhio vigile per fare in modo che lo sbaglio sia calcolato, perché quando parlavamo adesso di responsabilità stradale, arrivano alla guida a 18 anni, sappiano da parte nostra anche che sono formati per andare sulla strada, non far male a loro e agli altri. Un'altra cosa importante è anche capire che la politica deve intervenire, non può solo parlare, deve agire, perché se l'albero ha queste mele marce, ecco, bisogna togliere, perché sennò marcisce tutto l'albero con tutte le mele. Allora la politica deve fare questo. Siccome ha detto giustamente lei, sono pochi quelli meno bravi e sono tanti i bravi ragazzi che abbiamo, ecco, la politica deve togliere quelli meno bravi, deve impegnarli in qualcosa che rechi loro beneficio e non danno a noi. Perché non lo fa? Lei da che parte politica? Perché non l'abbiamo detto, vogliamo anche conoscerla politicamente. Allora, da che parte sta, Sindaco Coletti? Pensava lui che io non gliela facesse la domanda? Allora mi definiscono un equilibrista, ma perché in realtà probabilmente sono veramente un civico. Io non ho mai chiesto agli appartenenti alla giunta, al consiglio, che appartenenza politica potessero avere. Quindi voglio dire, io ho un mandato di 5 anni, quello è il mio... Ma nella giunta chi fa parte della giunta del sindaco Coletti? Ho una preponderanza di donne, quindi le quote funzionano al contrario, e ho un bellissimo gruppo di lavoro, quindi io li ringrazio, perché voglio dire, adesso sono qui io, ma sono lì in comune che stanno lavorando. E secondo me, torno a dire, al di là dell'appartenenza, quello che posso dire è che quando ci troviamo tra noi sindaci scolorisce il colore. Per cui prima c'era qui il sindaco Crosato, che l'ho salutato, che ha un'appartenenza politica più marcata, ma quando ci troviamo poi a parlare di problemi, i problemi di Colle sono i problemi di Cessalto, e le difficoltà a trovare le soluzioni sono identiche a Cessalto e a Colle, come a San Fior, come a Godega. Come a Cologna Veneta, che abbiamo sentito. Come a Cologna Veneta, e forse questo è ancora il motivo per cui i sindaci sono ancora
considerati comunque un'istituzione vicina alle persone, anche perché, voglio dire, sanno dove andare a trovarli, a differenza magari dei parlamentari che è più difficile rintracciarli. Tutti Avete sentito cosa ha detto il sindaco Coletti? Allora, Presidente Cassaniti, rivediamo la locandina del 13 aprile, ricordiamo che il 5 aprile ci sarà questa grande raccolta alla discoteca Odissea alla sera, sempre con l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Prego Presidente, come ci saluta? Guardi, intanto vorrei dire, apprezzo intanto il sindaco tutto quello che ha detto, vorrei dire che bisogna essere consapevoli che la storia siamo noi, cioè il cambiamento parte da dentro di noi, quindi cerchiamo di, come si dice, di rafforzare la dignità della persona, la consapevolezza di ciò che ci fa persone, e quindi in maniera da dare maggiore valore al nostro Stato, e il maggiore valore alla nostra Repubblica viene dato proprio da come noi in tutti gli ambienti, sia alla guida e sia negli ambienti in cui si decide e si amministra, diamo un apporto elevato, cioè noi possiamo migliorare, come ho detto, la civile convivenza oppure peggiorarla, quindi ricordiamoci che la storia siamo noi, questo principalmente. Vi voglio dire che mi ha fatto piacere anche che il vicepresidente della Camera, Rampelli, mi abbia scritto dopo l'intervento che ho fatto martedì, insomma mi pare, apprezzando quello che ho, ringraziandomi, apprezzando quello che ho fatto e poi mandandomi il suo numero di telefono e così via, tanto che poi l'ho chiamato per ringraziarlo di quello che mi ha scritto, e nello stesso tempo mi ha detto: guardi che quando faremo un convegno io lo inviterò. Quindi voglio dire, si vede che certe cose passano, e ciò che ho cercato di far passare, che siamo noi la persona è il centro del cambiamento, per cui anche quando si hanno delle lauree e quelle lauree non interagiscono con l'etica, si possono buttare nella spazzatura perché fanno danno. Noi dobbiamo capire che c'è una visione egoistica e c'è anche un impegno solidaristico. Noi siamo a servizio di quel ruolo per il quale abbiamo lo stipendio e dobbiamo raggiungere determinati obiettivi. Questa è proprio la mia. Comunque ringrazio il sindaco perché ho visto che è una persona in gamba. Ebbene, i sindaci sono persone molto importanti. Ecco, grazie. Ma alla base ci deve essere la sinergia tra settore pubblico e privato sociale. Questo. Grazie Presidente, veramente si rimetta presto, ma la vediamo veramente tosta, non ha problemi la Presidente Cassaniti e veramente sta portando avanti una battaglia, ma riguarda tutti noi, perciò dobbiamo essere grati a questa figura che abbiamo avuto la fortuna di sentire e ascoltare questa mattina. Buon lavoro Presidente e grazie. Sindaco, come ci saluta? Beh, intanto la ringrazio Mirella, perché per me è la prima volta, spero di non avervi fatto crollare l'audience della mattina. Saluto tutti i telespettatori e comunque la ringrazio perché le tematiche che sono state affrontate sono di strettissima attualità. Dobbiamo lavorare assieme, dobbiamo lavorare assieme a tutti i livelli. Società civile, amministratori e torno a dire quello che ho detto prima, possiamo mettere tutte le norme che vogliamo, possiamo mettere tutti i dispositivi che vogliamo, ma l'importante è la testa. Grazie a Sebastiano Coletti, sindaco di Colle Umberto, di essere stato con noi. Grazie ancora a Giuseppina Cassaniti, Presidente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Pubblicità. Presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Alessandro Gava, che è diventato coordinatore regionale della LIT, non più presidente, ma pensate che responsabilità anche importante. Grazie dottor Gava. Saluto anche l'avvocato Luca Pavanetto. Buongiorno avvocato. Grazie anche a lei di essere qui, l'avvocato Pavanetto, che sapete fa parte anche del direttivo dei Veneti scacciati dalla crisi con la figlia, ma soprattutto la sensibilità che bisogna avere per curare le fragilità, per ascoltare almeno le fragilità, perciò grazie anche a lei avvocato Pavanetto. Allora dottor Gava, cosa ci dice? Che numeri ci danno questa prevenzione che veramente non possono dire che non viene fatta, che non viene sentita, però ancora molte donne non riescono a fare
fare lo screening non sentono bene, forse c'è qualcosa che non va, eppure ce la mettiamo tutte anche veramente come giornali, telegiornali, informazione, però dobbiamo andare a puntare su quelle che ancora non riescono a capire l'importanza della prevenzione con lo screening. Prego. Diciamo che nel nostro paese ogni anno ci sono quasi 400.000 nuovi casi di tumore e quindi una malattia endemica presente in tutte le regioni, un po' di più al nord che al centro-sud, forse per l'ambiente in cui viviamo. C'è da dire però che nel nord ci sono anche risposte dal punto di vista del servizio sanitario che sono più adeguate e puntuali. E lo screening permette di intervenire e fare delle diagnosi precoci su alcuni che sono i tumori più frequenti, perché lo screening mammografico incide sul tumore della mammella, che è il tumore più frequente nel sesso femminile, 55.000 nuovi casi in Italia ogni anno, di cui 1.000 nella nostra provincia. Poi col sangue occulto possiamo fare lo screening del tumore del colon retto, che è il secondo tumore per incidenza, perché ha un'incidenza elevata sia sui maschi che sulle donne. E poi abbiamo la possibilità quindi di fare anche delle iniziative di promozione per quelli che sono i tumori della prostata, che è il tumore più frequente invece nel sesso maschile, e là abbiamo a disposizione il PSA, che è un esame del sangue che non è ancora decretato come lo strumento più idoneo per la diagnosi, però permette di rilevare una quota importante di tumori della prostata. Quindi, e poi il primo screening che era partito, quello per il tumore dell'utero, della cervice soprattutto, col pap test, che adesso si è trasformato poi in un test per identificare il papillomavirus, e quindi diciamo che i 3 screening codificati dal servizio sanitario più la diagnosi precoce del tumore della prostata attraverso la visita che viene consigliata a tutti gli uomini che compiono 50 anni e il dosaggio del pap test nei casi in cui è necessario, può permettere di identificare precocemente alcuni tra i tumori più frequenti, e quindi è fondamentale che si tenga sempre aperto questo riflettore su quella che è la possibilità della prevenzione, in alcuni casi di identificare anche delle lesioni precancerose. Parlo per quanto riguarda per esempio il sangue occulto nelle feci. Se risulta positivo si va a fare la colonscopia, se la colonscopia identifica dei polipi possiamo rimuovere delle neoformazioni che sono potenzialmente pericolose perché possono evolvere verso una neoplasia, e quindi rimuovendo un polipo facciamo un'opera di prevenzione fondamentale, perché impediamo che si trasformi in tumore. E lo stesso col pap test: se troviamo delle lesioni precancerose possiamo evitare che nel tempo evolvano verso un tumore della cervice. Per la mammella facciamo invece della diagnosi precoce, perché la mammografia, se identifica insieme poi all'ecografia o agli strumenti che si rendono necessari nel secondo livello dei tumori sotto il centimetro o sotto anche i 2 centimetri, abbiamo chance di guarigione con l'intervento chirurgico e eventualmente le terapie successive, che può essere superiore al 90%, quindi sono davvero degli strumenti fondamentali e delle conoscenze che abbiamo acquisito in questi ultimi decenni. Le donne sono più attente alla loro salute rispetto ai maschi, però stiamo facendo delle campagne proprio per sensibilizzare anche i maschi verso l'attenzione alla loro salute, soprattutto per il tumore della prostata, per i tumori delle vie urinarie, per i tumori anche della cute, perché adesso con l'abitudine di andare magari a fare vacanze nei paesi esotici o di fare i lettini solari per abbronzarsi, abbiamo un aumento del rischio di sviluppare anche melanomi, che sono tumori che sono i veri tumori aggressivi della pelle, perché il basalioma e i tumori spinocellulari, che sono più frequenti, sono quasi sempre guaribili con la rimozione chirurgica. Il melanoma invece è un tumore che va curato quando l'infiltrazione sia inferiore al millimetro, perché poi può incontrare i vasi sanguigni e dare metastasi in giro. Più chiaro di così, io penso che con la mia trasmissione non potete lamentarvi che non vi informo, perché lo faccio quotidianamente tutte le mattine, e perciò chi ancora non ha ascoltato ma ha solo sentito, è ora che ascolti e che faccia prevenzione. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare col dottor Gava questa mattina. Mentre all'avvocato Luca Pavanetto, che ringrazio, volevo metterlo al corrente di un fatto, perciò avrà un altro caso, avvocato Pavanetto, che mi è capitato, e con
volevo sottoporle, ne parlavo prima anche col dottor Gava, dove mi è arrivata questa donna che per ben 2 volte ha tentato il suicidio. Nella carta era seduta dove è seduto il dottor Gava adesso. Io per rispetto l'ho fatta girare, anche se lei voleva farsi vedere, non gli importa più niente, talmente era arrabbiata, dove raccontava nella carta 9 persone che mi seguono: avvocato Pavanetto, psichiatra, psicologo, amministratore di sostegno, servizi sociali, di tutto e di più. Nella realtà non ho nessuno. Sono più di 7 mesi che non ricevo una telefonata, sono senza mangiare, senza vestire, dovrei fare una visita che costa 14 euro e non ho un centesimo in tasca. È una vergogna. Io parlo a nome di tante altre persone che sono prese nella mia situazione. Levateci via tutto, ma non prendeteci in giro. Diteci che dobbiamo arrangiarci, ma finitela di dire che abbiamo di tutto e di più. Ma com'è questa situazione? Perché poi alla fine io ho provato a vedere, a sentire, lo sa poi lei avvocato che Mirella chiama, cerca di informarsi. Ma è proprio così, tutti passano il cerino, alla fine la colpa di chi è non è di nessuno. Però questa persona ha diritto a vivere, ha diritto di mangiare, di vestirsi, di trovare un lavoro veramente dignitoso. Ma come offrono lavori dopo non ha la macchina, perciò doveva prendere 3 mezzi di trasporto per spostarsi da comune a un altro comune per arrivare a casa con 15 euro. Ecco, capisce avvocato perché l'ho invitata questa mattina? Perché non se ne può veramente più. Questo fumo che buttano negli occhi, funziona tutto bene, ci sono i servizi sociali, c'è di tutto e di più, e poi questa persona sono talmente arrabbiata che voglio pubblicamente dirlo. Prego avvocato Pavanetto. Voce. Non la sentiamo, bisogna accendere il microfono. Allora, avvocato Gava, intanto che l'avvocato Pavanetto si collega, perché c'è qualcosa che non va nel collegamento, come commenta quello che le ho raccontato, ecco, tante cose nella carta, ma in realtà poi lei lo sa benissimo, sa come funziona, per quello mi permetto anche di parlare con lei di questo caso che veramente fa raddrizzare la pelle. Prego. E io adesso faccio anche qualche turno alla commissione di invalidità e in effetti anche quello è un osservatorio dove possiamo vedere quello che è il disagio, osservare un disagio soprattutto delle persone anziane che spesso vivono sole, che sono fortunate se hanno dei figli e soprattutto delle figlie femmine perché si possono occupare di loro, ma chi non ha questa possibilità, chi ha una rete familiare troppo corta, deve affidarsi a quelle che sono le strutture dei servizi sociali. E sto vedendo che questa popolazione sta aumentando perché si vive sempre più a lungo, però è una vita spesso supportata da molte medicine, da molte inabilità, da molte difficoltà, e quindi se non c'è questa rete familiare e si deve ricorrere alla rete sociale, probabilmente questa è insufficiente a far fronte a tutta questa domanda che c'è, e quindi non stento a credere che ci possano capitare delle situazioni che sono come quelle che lei ha presentato. È evidente che bisogna disporre di risorse da investire soprattutto per i comuni. Spesso vengono tagliati quelli che sono i finanziamenti dallo Stato ai comuni, che invece sono la possibilità di interpretare e leggere questo disagio a livello territoriale. Se non ci sono questi finanziamenti, in effetti c'è difficoltà a prestare assistenza. Ci accorgiamo anche per i minori in difficoltà che hanno bisogno di psicomotricità, di logopedia, di supporti, spesso non trovano una risposta o la trovano dopo tempi molto prolungati, e questo può limitare il recupero anche e soprattutto nell'infanzia. Dottor Gava, lei è sempre stato vicino alle fragilità a 360 gradi.
lei è stato uno dei primi a capire l'importanza di dare delle risposte, di essere nel pezzo, di ascoltare queste persone che diventano fragilissimi quando viene diagnosticato questa patologia, questa donna o questo uomo cade il mondo nel vero senso della parola. La donna, come dice lei, si rimbocca le maniche e cerca in qualche maniera di andare avanti, anzi hanno cercato e hanno fatto delle associazioni meravigliose per supportare anche il vostro lavoro. L'uomo fa molta fatica. Come mai? Eppure l'informazione è corretta, è basilare, ci si vergogna, perdo la mia mascolinità, non sono più virile, tutte cose, ecco, io dico sempre più prevenzione, meno pannolone anche per loro, e noi nasciamo col pannolone, ce lo portiamo, per l'uomo è una tragedia, eppure culturalmente i passi sono stati tanti, eppure ancora abbiamo dei numeri molto molto bassi. Come mai, dottor Gava? Lei è un uomo, cosa vuole dire a questi uomini che non si curano, che non fanno veramente? Facciamo parlare un uomo a un altro uomo, perché veramente i numeri sono veramente bassi. C'è da dire che storicamente la donna si è sempre occupata, io la definisco la regista della sanità familiare, che si occupa dei bambini, si occupa della salute del marito spesso, si occupa dei genitori e quindi è lei che va spesso dal genitore anziano a preparargli i farmaci al mattino, ad assicurarsi, poi passa la sera che li abbia presi. A portarlo dal medico, perché da solo non ci va. E per quanto riguarda l'uomo questo compito l'ha sempre delegato, perché è comodo anche delegarlo, perché è un impegno ulteriore. E quindi la donna ha sempre avuto una sensibilità particolare verso le problematiche della salute, l'uomo meno, perché spesso ricorre al medico solo quando la malattia si verifica e diventa invalidante. E quindi adesso diciamo che le conoscenze scientifiche si stanno sviluppando e quindi anche su alcuni tumori tipicamente maschili c'è una coscienza maggiore anche da parte del maschio, però questo ritardo io lo spiegherei con questa storicità che ha sempre visto la donna al centro della sanità anche del nucleo familiare. Avete capito cosa ha detto il dottor Gava? Allora vediamo se l'avvocato Pavaneto è riuscito a collegarsi. Ci sente, avvocato? Non la sentiamo, avvocato, niente da fare, non si sente niente. Niente, avvocato. Però, dottor Gava, sì, mi sente? Ma io non sento lui. Adesso mi sentite? Adesso mi senti, Mirella? Finalmente, avvocato, è partito il collegamento, adesso la sentiamo. Grazie, mi scuso per gli inconvenienti. Capita con queste tecnologie, dobbiamo fare anche molta strada ancora, andiamo nella Luna, ma qua nel nostro territorio. Queste tecnologie. Allora, avvocato Pavaneto, ha sentito quello che ho raccontato, come lo commenta? Allora, che in realtà quello che hai raccontato, perché il tuo è davvero un osservatorio privilegiato in cui intercetti tutti i disastri di questo nostro vivere, è proprio un fenomeno attuale, è questo degli invisibili. Basta leggere anche sui giornali quando vediamo che vengono trovate coppie che magari sono decedute assieme nella stessa casa, vengono trovate ormai mummificate. È evidente che manca quel controllo capillare del territorio, delle persone sulle quali io e te abbiamo sempre detto dobbiamo portare avanti una battaglia la più serrata possibile, che sia un fenomeno di invisibilità o di ghosting come lo chiamano gli stranieri, in realtà è secondo me la spia di un qualcosa che davvero non funziona a livello di tutti questi apparati burocratici. Poi la cosa, se vista da un punto di vista strettamente legale, è una cosa che dà ancora più fastidio, perché tutti questi organismi che dovrebbero intervenire, queste cooperative o comunque queste associazioni hanno tutte delle convenzioni con l'ASL, vengono pagate dall'ASL, che sia ASL, che sia comune, che sia provincia o regione, e nonostante questo, nonostante che il loro operato sia remunerato lautamente, poi in realtà andiamo a perdere proprio le persone a cui questi servizi sarebbero dedicati. Qui è un problema proprio anche di educazione e di intelligenza. Mi viene quasi in mente De Gasperi quando diceva che sognava un'Italia più giusta e più umana. Sulla giustizia faccio l'avvocato e posso avere tutte le mie riserve, ma sull'umanità è qualcosa che invece dovrebbe essere ben più spinto e considerato.
Però prima io ho avuto, avvocato Pavanetto, diversi sindaci e tutti di loro confermano, sai Mirella, purtroppo è il sistema. Io ho capito che è il sistema che si fa anche fatica a cambiare, ma io che sono fragile, allora cosa faccio? Chi mi difende? Perché giustamente se questa ragazza, questa donna dice io nella carta ne ho 9, non ho nessuno, vuol dire che il sistema veramente è fallito completamente, perché veramente stiamo parlando di una fragilità veramente problematica. Basta vedere i suicidi che abbiamo e c'è qualcosa e qualcuno che non ascolta, ma nella carta avete tutto. Di cosa vi lamentate? Lamentatevi della sanità nel Veneto, ci mancherebbe, guai a dirlo. Invece non è che funziona così. Io non devo essere fortunato ad avere quel sindaco, ad avere il dottor Gava e l'avvocato Pavanetto. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è scritto nella carta, e questo non avviene, avvocato, e non si possono difendere perché non hanno soldi, non hanno niente. Prego, avvocato Pavanetto. Sì, perché poi si entra in un ginepraio di leggi, di interpretazioni e soprattutto, secondo me, l'errore capitale che si continua a commettere è questa eccessiva frazione che si fa di questi servizi, perché in realtà, come hai ben evidenziato, davvero si passano il cerino l'uno con l'altro. Tante volte si comincia a scrivere, a diffidare, a minacciare esposti per tutelare queste persone e in realtà vedi che è un passare questo incartamento da un ufficio all'altro. Secondo me manca innanzitutto una regia seria che intervenga per risolvere il problema, perché è inutile dire io vi ho dato gli strumenti e voi non siete in grado di utilizzarli. Qui non solo gli strumenti non sono adeguati, ma anche gli interpreti che devono suonare questi strumenti non li sanno suonare. Quindi inutile che ci prendiamo in giro. C'è proprio un problema strutturale, perché non possono sfuggire questi invisibili se ci fosse una rete capillare di assistenza. Cioè se io sono un assistente sociale e so che nel mio comune ho 4 casi difficili, questi 4 casi devono essere monitorati continuamente. Dopo è ovvio che ci può essere anche la persona strana o diversa o che non vuole assolutamente farsi curare, ma questo rimanere in silenzio, questo contemplare la vita da soli è qualcosa che non è spiegabile, nel senso che parliamo proprio di persone che restano abbandonate a se stesse, prive dei loro diritti elementari, perché il diritto di cura e di assistenza è un diritto elementare. Avvocato, allora lei non è solo qui per portare avanti queste fragilità assieme a Mirella, ma anche fa parte di un'importante associazione. Ecco, ci spieghi cos'è e cosa sta avvenendo in questo momento e come vede la situazione, perché anche qua ce n'è per tutti. Prego, avvocato Pavanetto. Allora, in realtà qui stiamo portando avanti diverse battaglie. La battaglia vera è quella di essere riconosciuti per quello che si fa, cioè stare vicino agli ultimi e dare a loro l'appoggio per una vita dignitosa. Se andassimo a interpretare quelli che sono non tanto i codici o le sentenze che le leggiamo tutti i giorni, ma quello che dovrebbe essere lo spirito che ha animato da sempre anche i nostri padri costituenti, la necessità di dare a tutti un'assistenza concreta, una vita serena e il più possibile dar loro assistenza è proprio i principi basilari dell'umanità. Ecco, secondo me manca l'umanità. Quello che poi stiamo portando avanti è davvero una battaglia anche di civiltà, perché tante volte ci troviamo di fronte a situazioni in cui pur sapendo che lavoriamo per gli ultimi, in realtà non siamo agevolati. Anche a noi mettono davanti un sacco di pastoie burocratiche e poi a noi piace superargli gli ostacoli, ma è altrettanto vero che tante volte una pacca sulla spalla o un aiuto concreto da parte di qualche amministrazione o di qualche politico che davvero eserciti la politica nel senso più nobile del termine e quindi usando tutta la sensibilità del caso, la meriteremo. Però insomma, siccome siamo tosti e non molliamo, continuiamo la nostra battaglia fino alla fine. L'associazione ASDUBEF, avvocato, lo spieghi perché è importante l'associazione che lei rappresenta, prego. Che i servizi che vengono erogati agli ultimi e che sono frutto
di una nostra assoluta liberalità dovrebbero essere portati in palmo di mano, dovremmo secondo me trovare un pieno riconoscimento, e invece alle volte sembriamo quasi dei questuanti quando in realtà vogliamo solo far del bene agli altri. Però l'abbiamo sperimentato già diverse volte, dobbiamo fare della temperanza e della costanza il nostro modo di agire per scardinare questi che spesso sono interessi anche particolaristici, perché alla fin fine si perde di vista quello che è l'interesse vero della collettività. Mi ricordo che Madre Teresa di Calcutta diceva che una buona pace inizia con un sorriso. Ecco, chi dona un sorriso agli altri è davvero un portatore di pace e non è una persona che tante volte vuol complicare la vita, anzi, amerebbe che gli fosse semplificata per poter fare ancora di più ove fosse possibile. Allora, dottor Gava, quello che abbiamo sentito è l'attenzione che bisogna avere per la fragilità. Lei l'ha spiegato molto bene anche in campo sanitario, veramente passi avanti se ne sono stati fatti tantissimi. Questa LILT addirittura girate anche col camper per cercare anche di captare quelle persone che magari non riescono ad arrivare e far capire l'importanza della prevenzione, ma soprattutto nelle scuole. Questi ragazzi che a mio avviso sono anche molto attenti quando le cose interessano, e la salute è una cosa che a loro interessa molto. Come vede lei i giovani, dottor Gava, in questo lungo percorso che lei ha fatto? I giovani non si interessano, i giovani sono assenti. Io non penso sia proprio così, anzi io penso che forse se avremo un futuro migliore sarà merito proprio di molti giovani che abbiamo la fortuna di avere. Prego, dottor Gava. Noi sappiamo benissimo che abbiamo una popolazione in Italia che sta invecchiando e quindi dobbiamo lavorare molto proprio sulla quota di giovani, perché rappresentano il nostro futuro, e quindi metterli nelle condizioni anche di invertire questa tendenza al deserto demografico. E noi come LILT promuoviamo la cultura della prevenzione anche nelle scuole. Nello scorso anno scolastico siamo entrati in 1100 classi per parlare di corretti stili di vita, perché poi la prevenzione oncologica si fa adottando stili di vita corretti, quindi dando attenzione a all'alimentazione, quello quindi che mettiamo nelle nostre tavole, non fumare, che è una causa fondamentale di sviluppo del tumore, non bere o bere con molta moderazione, perché anche l'alcol è una sostanza che può indurre l'insorgenza di alcune tipologie di tumori, e poi fare attività fisica. Tutto questo è ormai codificato anche dal punto di vista delle evidenze scientifiche, e è meglio se comincia fin dalle nuove generazioni, quindi se è un'abitudine adottare stili di vita corretto, questo poi si traduce in minore incidenza di tumori da adulti e anche in minore insorgenza di patologie cardiovascolari, perché gli stili di vita corretti si traducono anche un vantaggio su quello che è il nostro sistema cardiocircolatorio, e i tumori e le malattie cardiovascolari sono le principali cause di patologie e di morte nei paesi occidentali e anche in Italia. E quindi noi interagiamo con questi giovani cercando di avere nelle lezioni anche delle interazioni per capire come si alimentano, perché il sabato sera magari cercano lo sballo con l'alcol, quali sono i disagi che stanno alla base di queste difficoltà ad avere un rapporto sereno, perché stanno tante ore al telefono o di fronte al telefonino invece di interagire tra pari. Promuoviamo anche la capacità di formare dei giovani che diventino poi loro gli educatori, perché ci rendiamo conto che quando vado a parlare a una persona che ha raggiunto un certo limite d'età ha un'influenza diversa rispetto a quella che è l'educazione tra pari, quindi se noi formiamo dei giovani che parlano ad altri giovani hanno un impatto più favorevole. Il linguaggio è diverso, non c'è niente da fare. La interrompo un secondo perché abbiamo Paola da Padova, se no mi cade la linea. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. All'avvocato dell'ASBEF volevo fare una domanda. È possibile oppure è legittimo che la società, in questo caso ETRA di Padova, società dell'acqua, nonostante che ti dicono che tutte le bollette siano state regolarmente pagate, ti chiudono il contatore dell'acqua,
e ti mandano la bolletta da pagare, perché che cosa è successo? È successo che la bolletta era intestata al marito, che è morto, e siccome non può stare la bolletta intestata al morto, loro così passano, ti chiudono l'acqua, conclusione devi pagare la chiusura e anche la riapertura. Ecco, volevo sentire se era possibile, legittimo questo. E un'altra richiesta al dottor Gava, se è possibile, non possiamo non riconoscere che sia una grande attenzione per i tumori, però per tutto il resto siamo veramente nella nebbia. Quindi certo la prevenzione, però bisogna trovare anche i medici che ti sappiano fare le diagnosi, perché purtroppo per il momento, non sempre ma molto spesso, ti mandano a destra e a sinistra, e se già stai male, sei sfinita sia a livello economico sia a livello fisico, quindi te stai in un letto e ti aspetti che il Signore faccia il suo corso. E volevo chiedere la cortesia, non so se è possibile, volevo fare una domanda in privato al dottor Gava, se è possibile che venga dato il mio numero di telefono. È solo una domanda, non è una richiesta di aiuto, solo un'informazione che sono sicura che non può dare in diretta, se era possibile questo. Grazie infinite di tutto. Grazie Padova. Allora facciamo terminare il dottor Gava e casomai rispondere anche alla nostra Paola da Padova, e poi andiamo dall'avvocato Pavanetto. Prego dottor Gava. Come in tutti gli ambiti, avere per esempio un medico di famiglia che sia un medico attento, formato, consapevole di quelle che sono queste problematiche è un grande aiuto per affrontare quelle che possono essere le malattie che una persona manifesta nel corso della sua vita. E soprattutto io ho delle amiche carissime che hanno esercitato da quando avevo cominciato io, e hanno seguito migliaia di persone anziane, anche con molta attenzione, rispondendo sempre al telefono, anche quando eravamo in ferie insieme, e sentivo che davano consigli, indicavano come... È evidente che non tutti hanno queste sensibilità, e come diceva l'avvocato prima, questa attenzione alle persone più in difficoltà, all'umanità che può caratterizzare di più alcune persone rispetto ad altre, quindi anche alcuni medici rispetto ad altri. Però io conosco tanti medici di famiglia che si sono sempre comportati con molta attenzione, e anche tanti colleghi ospedalieri. Poi è evidente che ci sono sempre delle eccezioni che sono più distanti, interpretano il loro ruolo con maggiore distacco rispetto a quelle che sono le problematiche, ma questo succede in tutte le professioni. Anche quando sentivamo l'avvocato, sentivamo proprio una partecipazione quando diceva appunto che ci sono persone che si trovano a contemplare la vita da soli. Cioè, proprio anche l'attenzione nelle parole che ha usato dimostra che c'è una sensibilità estrema. Conosco altri avvocati che si occupano solo dei numeri e basta, sono numeri i e numeri. parcelle, insomma. Esatto. Avvocato Pavanetto, allora questa acqua che è stata chiusa, come risponde la nostra Paola da Padova? Allora, dalle informazioni che ci ha dato Paola, che sono un po' sommarie, penso di poter ricostruire la vicenda in questo senso, che sia venuto a mancare purtroppo il marito, e me ne dispiaccio, e che non sia stata fatta la comunicazione all'ente che eroga la fornitura, e quindi l'ente magari, però mi pareva di aver capito dalla telefonata che in realtà fossero state pagate queste bollette. Se le bollette sono state pagate, l'iniziativa dell'ente di chiudere la fornitura è un'iniziativa assolutamente illegittima, perché si tratta di un difetto meramente formale, cioè se io comunque ricevo il pagamento per la mia prestazione, chiuderla solamente perché manca l'intestazione o comunque la persona è venuta a mancare, perché è vero che in casi di questo tipo, vedi Mirella, siamo sempre allo stesso punto. Si dimentica che chi subisce un lutto di questo tipo in famiglia non può... Però avvocato Pavanetto, mi scusi se apro questa parentesi, però io ho ricevuto altre telefonate da un'altra persona che abita in un condominio dove diceva che appunto dei condomini non avevano pagato le bollette dell'acqua e avevano chiuso tutto. Cioè non è la prima che sento che Paola chiudono completamente tutte quante le forniture perché qualcuno non paga le bollette. Guardi che hanno chiamato e hanno detto la stessa cosa di Paola.
Lo so, è un'altra delle storture, perché tante volte quando si concludono contratti di questo tipo sono contratti conclusi su moduli e formulari in cui prevale la linea del fornitore, anche se non è proprio attinente al caso, sembra quasi un abuso di una posizione dominante. Io intanto ti chiudo la fornitura perché tu comunque mi devi pagare, e mentre il povero Cristo, passami il termine, si trova un legale il quale va a impugnare tutto, fa ricorso qua e là, l'acqua è un bene essenziale, non posso star senza, quindi sono quasi obbligato a pagare. È proprio, secondo me, un errore che viene commesso in buona fede da tante persone, da tutti, perché quando vai a stipulare contratti di questo tipo basati su moduli e formulari, purtroppo la forza contrattuale ce l'ha in mano chi eroga il servizio. Dopodiché il consiglio che darei alla signora in un caso di questo tipo è di fare un'azione per la ripetizione, per riavere indietro le somme che in realtà lei ha pagato in buona fede, magari tratte proprio dal conto corrente del marito, e soprattutto un'altra cosa importante alla signora, a questi che erogano queste forniture, oltre a riavere indietro i miei soldi, chiederei anche i danni, perché farei valere un comportamento in buona fede e del tutto incolpevole. Avvocato Pavanetto, si leggeva in questi giorni che i truffati dalle banche sembra che stiano venendo in possesso di qualcosa, è vero o non è vero? Perdonami Mirella se mi scappa un sorriso, stanno arrivando in questi giorni anche lì abbiamo solo 15 giorni di tempo per fare eventuali opposizioni, stanno arrivando le risposte alle insinuazioni e il passivo che sono state fatte per Veneto Banca e per Popolare di Vicenza. Alcune sono ammesse, alcune no, alcune ammesse parzialmente, ma questa potrebbe essere anche una questione di c'è stata una sorta di discrimine, perché hanno cominciato a ragionare, insomma, chi ha preso questo tipo di decisioni su azioni ante 2013, post 2013, quindi hanno messo un argine temporale. Ma al di là di quelli che potrebbero essere i motivi per fare eventuali opposizioni, il problema vero è che queste somme, anche se uno è stato ammesso per 10, 20 o 30 mila euro, bisogna vedere se ci sono poi i fondi veri e propri per poter essere liquidati. E da quanto si è capito, con la preminenza che ha l'istituto che ha rilevato queste banche, ricordo le ha rilevate per €1, i dissesti di queste banche, sembra che tra le banche e gli altri privilegi non ci sia poi molto da spartire. Comunque, insomma, la partita per noi professionisti che trattiamo anche questa materia è del tutto aperta, perché adesso abbiamo questi 15 giorni per valutare eventuali opposizioni. Quindi immagina, in 15 giorni bisogna sentire i clienti, spiegargli tutto, preparare le opposizioni, e insomma amano mettere difficoltà, ma noi lottiamo, non abbiamo paura. Avete capito come funziona? È più chiaro di così l'avvocato Pavanetto. Ecco, e poi questi termini, 15 giorni, ecco, storie che vanno avanti da anni, poi in 15 giorni devi procurarmi tutto. Allora, dottor Gava, come ci saluta e quale messaggio vuole lasciare questa mattina, dato dei numeri ancora preoccupanti, perciò dobbiamo insistere in questo. Prego. Diciamo che per quanto riguarda le problematiche dell'oncologia, noi assistiamo a un lento ma costante aumento di incidenza dei tumori, legato anche al fatto che le popolazioni occidentali vivono più a lungo, e quindi vivendo più a lungo si ha anche una maggiore probabilità di sviluppare malattie cronico-degenerative e anche neoplasie. È evidente che la prevenzione comunque ci permette di identificarle o di prevenire proprio l'insorgenza con gli esempi che ho fatto prima, o di identificarle quando sono ancora curabili. Poi ci sono alcune patologie, penso ai tumori cerebrali, alcuni tumori del pancreas, che purtroppo sono ancora tumori gravemente letali, però per la maggior parte degli altri tumori la possibilità di identificarli precocemente coincide anche con possibilità di guarigione. Fate gli screening, per dobbiamo cui dire. Stiamo attenti, facciamo lo screening, stiamo attenti a tutti i segnali che il nostro organismo ci manda, consultiamo il medico quando abbiamo qualcosa che non ci lascia tranquilli, perché questo può aumentare le nostre chance di guarigione. Grazie veramente al dottor Alessandro Gava di essere stato con noi. Avvocato Pavanetto, come ci saluta? Un minuto. Saluto dicendo che siete sempre una botta di adrenalina, nel senso che è giusto Mirella che tu porti avanti davvero queste
queste battaglie, perché dobbiamo dare sempre e solo attenzione agli ultimi e comunque a quelli che reclamano giustamente i loro diritti. Secondo me ci sono margini per poter far davvero bene e per poter far sì che questa società, mi ricordo che un filosofo cinese diceva che grande uomo è colui che non smarrisce il cuore di un bambino. Ecco, conserviamo il cuore di un bambino e la voglia di lottare, secondo me arriviamo. Grazie anche all'avvocato Luca Pavaneto di essere stato con noi, grazie a tutti voi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Risotto rustico. Frate Vella era decisamente un burlone. Un bel giorno, questo fantasioso religioso medievale inventò un documento arabo del IX secolo, da cui si ricavava che il riso era diffuso in Sicilia prima dell'anno 1000. Ma gli storici, come riferì Renzo Ciferri anni fa, smascherarono il fratacchione. Questo non significa che il riso non sia approdato anche in Sicilia e in Italia meridionale per opera degli arabi più di 1000 anni fa. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di riso, 150 grammi di pancetta in una sola fetta, 4 fette di formaggio da fondere, una carota, mezza cipolla, mezzo gambo di sedano, 2 pomodori maturi, olio extravergine di oliva, una zucchina, 1,5 litri di brodo, sale e pepe. Pulite, lavate e tagliate a dadini sedano, carota e zucchina. Tritate la cipolla. Sminuzzate i pomodori. Tagliate la pancetta a cubetti. Fatela rosolare con il burro per pochi minuti e aggiungete le verdure. Mescolate, fate soffriggere e aggiungete mezzo mestolo di brodo e lasciate cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Unite il riso, fatelo insaporire per 1 minuto, salate, pepate e versate mano a mano il brodo caldo fino a quando non sarà cotto. Cottura ultimata, togliete dal fuoco. Unite le fette di formaggio da fondere, mescolate bene e servite subito. E buon appetito!